come siete belli di quei like preventivi. Le preventive è un tema, È un tema perché una delle cose che dobbiamo... Via. Parliamone guardandoci nell'anima, se no di cosa parliamo. Allora, nuovo setup, ovviamente devo guardarvi così in basso, ma non fa niente. Benvenuto Vincenzo Martire tra gli altri nuovi iscritti, eccetera, eccetera. Mi vedo un po' lento nelle cose, spero non sia laggante, non troppo laggante, ma va bene così. Cominciamo a fare un po' di saluti, per esempio Angela Torre, per esempio Antonio Nigrelli, Mario Cuccaro, Daniele Marconi, Francesco Fucci, Stellina, Vincenzo Notari Giacomo, Frank, il like preventivo di Armando, di Vincenzo Vincenzo Di Guida e Valentina Savino. Signori miei, allora, siamo una cinquantina, le live che si fanno non a caldo, insomma, quelle là del giorno dopo, sono anche un po' più rilassate perché siamo tra di noi, siamo quelli veramente assidui che seguono tutto, che sono iscritti al canale Telegram che trovate in descrizione, che non si perdono niente, campanelle, eccetera, eccetera. A caldo è tutto più incontrollabile, c'è quello che passa per dire la sua e poi se ne va perché sta tutto infrevato, eccetera, eccetera, specialmente quando parliamo di una sconfitta. E quindi qui probabilmente oggi ci sono quelli che vogliono saperne di più, che vogliono analizzare, che vogliono spiegarsi delle cose. Allora io sono a vostra disposizione per qualsiasi, perché le domande che non fanno a Spalletti le potete fare a me, le risposte non saranno quelle di Spalletti, quindi le possiamo solo intuire. Voi stessi potreste dare delle risposte che magari sono la verità. Vediamo di capirci e vediamo di sapere di cosa si parla, di cosa si tratta. Perché va bene così. Allora, c'è Marietto, c'è Davide Palma, Stefano Buonocore, Noob Sailbot, Salvatore qui, Salvatore perché qui? Salvatore P, Salvatore però è qui. Ah, sono spariti tutti. Ah, benissimo, ecco qua. No, erano spariti tutti i messaggi che scorrono. Antonio Donelli, Frank l'abbiamo salutato. System failure, consapevole della mediocre prestazione del Napoli, ma il rigore c'era per Dinci. Ma sì, e infatti io nell'analisi che vi ho portato stamattina intendevo proprio scindere le due questioni, cioè io non posso neanche dire che non dobbiamo parlare dell'arbitraggio, ne dovevamo parlare prima, ne dovevamo parlare a tempo debito, perché poi quando ti succede e cerchi, lo dici e non lo dici, perché poi glielo chiedono, lui si alza e se ne va dicendo quello è nettissimo, quell'altro non c'è, e però non fai casino e alla fine questa era la domanda che ci eravamo fatti: paga questo tipo di discorso del non lamentarsi mai, del non crearsi l'alibi, eccetera, eccetera? Lo sapremo a fine stagione. Nella partita nello specifico non ha pagato, perché il Milan si è lamentato e il Milan non è stato penalizzato, almeno non è stato penalizzato. È chiaro che però a me dispiace quando il Napoli crea così poco, parlare dell'arbitraggio e metterci quel se davanti, perché con il se davanti tutti i campionati possono essere diversi, e se Milik non si fosse infortunato, e se Higuain non avesse cambiato squadra, e se Sarri avesse deciso di farsi un altro anno, e se non è successo, quindi e se ci avessero dato quel rigore avremmo dovuto segnarlo sicuramente. Sarebbe stata una partita diversa, sarebbe potuta finire 4-1 per loro, 5-2 per noi, non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. Quindi dopo quel rigore non dato, male, si doveva far di più. Così la voglio mettere. Vincenzo P, Imma, un abbraccio a Aldo, Kepler, Simone D'Andrea. Non sono arrabbiato ma deluso. I problemi offensivi. Infatti sì, adesso vediamo gli XG ragazzi, perché va analizzata. Tony Med, sì, una figura di Med. Purtroppo sì. Sì, Renato,
Guido ci raggiungerà, sì. Carlo Amoroso, Alberto Trapani, il morale giù ma il cuore batte forte, no. Oh! Ah, ma questa storia finirà, eh? Verrà domani, diceva Peppino. Verrà domani. Che film è? Quando lui dice verrà domani. Incazzato nero neanche troppo perché era tutto scritto, Andy. Zero mentalità, lo scudetto, contiamoci ai riguardi quarti. Io poi la storia della mentalità, ragazzi, la vorrei approfondire. Non lo so se è solo mentalità, se è un fatto di mentalità, il carattere, le palle. Tutti stanno parlando delle palle. A me più che le palle, e questa frase la potete anche prendere e farla girare per i social, non sono mancate le palle, sono mancate le palle gol. E diciamo le cose come sono. Le palle gol io voglio vedere più che le palle. Sempre palle sono. Buonasera Anna Maria. Allora, Valerio Marti. Sì. E che genio. No, e vabbè, Brewer, ma ti deve fare il che fare. Io poi non posso nemmeno abbandonare la mia community nei momenti del bisogno, anche semplicemente venire qui e sfogare, lasciare un messaggio che uno si dice, l'ho detto. Magari nelle trasmissioni non riesco a telefonare, non mi leggono i messaggi, almeno qua la lasciamo per i posteri. Io ho detto quella cosa, mi sentivo di dirla, io tifoso, dovevo dirlo a qualcuno e si condivide una sensazione. Quando torna Meret, che domanda strana, mamma che ansia, nel senso che approfondiamo, rispondimi, scattano tutti, mamma mia i rumori, scattano tutti i messaggi, approfondiamo, Meret c'è, Meret non è che deve tornare, Meret è in panchina e Meret è stato poi scelto durante l'anno per farsi le coppe eccetera eccetera. Il Napoli è uscito dalle coppe per concentrarsi sul campionato, dice qualcuno tra tifosi e addetti ai lavori. Siamo usciti perché dovevamo uscire, perché se eravamo più scarsi del Barcellona, e quindi adesso Ospina si fa il finale di stagione in campionato. Come ritieni che Ospina abbia giocato male contro il Milan? Non lo so, cioè c'è una mancanza, tu hai bisogno di Meret, ti senti più tranquillo? Fammi sapere. Nel frattempo io saluto Polli e pigliamo, sì, avevo letto Vincenzo, domande a ruota libera assolutamente, devo cercare di essere più veloce, se no scorre tutto. Un Belotti potrebbe far comodo al gioco del Napoli, vedo Osimhen sempre da solo lì davanti e senza il supporto degli esterni, mentre il Garlo potrebbe fare più gioco con gli esterni. Allora Davide, ti sei risposto da solo, ti sei già risposto da solo. Se si continua con questa tattica e con questa storia, tu gli dai palla a Belotti e sta Belotti su Ulisse, Belotti che da fa? Non cambia niente. Il problema lì davanti senza il supporto degli esterni, cioè il supporto degli esterni che manca, non è Osimhen il problema, a meno che tu non vuoi far giocare Belotti e Osimhen insieme, caratteristiche diverse, uno bello impiantato che fa la lotta fisicamente eccetera eccetera, e un altro che gli può correre intorno, benissimo, cambi tutto, vabbè, ma cambiare Osimhen con Belotti io non vedo come si possa migliorare, anzi Osimhen almeno oltre al colpo di testa che ce l'ha, l'elevazione ce l'ha, quindi se si facesse qualche cross probabilmente un po' di pericolo lo creeresti, ha anche una velocità indemoniata che Belotti non ha, quindi veramente non cambierebbe molto, anzi. Secondo tempo Spalletti proverà a cambiare modulo, penso tu intenda secondo te, Spalletti proverà a cambiare modulo in un centrocampo, ma chissà Lopo Fabiano vorrei vederlo. Nel frattempo ringrazio Alessio Marigliano, dopo ti riprendo amico mio per ringraziarti bene. Non lo so. Io quello che sto vedendo è che più che il modulo sta cambiando un pochino il piano gara, ci stiamo abbassando un pochino, sempre mi dà questa impressione, non prendiamo gol, rimaniamo belli coperti. E stavo facendo una riflessione anche con gli altri amici di Caffè Napoli, con Salvatore Pengue, con Antox. Vi ricordate che secondo me Spalletti si vede i video? Io credo che sia colpa mia, perché io all'inizio della stagione,
con un Napoli propositivo che pressava pure alto. Vi ricordate che cosa vi dissi? Dissi attenzione, pure lo Botka pressa altissimo perché si infortunò Demme, vi ricordate? Attenzione alla voragine, si crea una voragine, se indovinano la palla in mezzo tra i difensori del centrocampo è pericoloso. Secondo me Spalletti mi ha sentito e ha abbassato piano piano sempre di più in modo tale la voragine non c'è, però diventiamo lunghi con Osimhen, non siamo belli corti e quindi questi strappi Osimhen li può fare, Insigne, Politano no, e gli altri non è che possono giocare sulla l'aggressione alla seconda palla. Secondo me è tutta colpa mia, paura. Io credo che non dobbiamo fare un dramma, ricordiamoci che come diceva Valerio noi siamo qua per un posto in Champions, perciò non diciamo che adesso siamo una squadra, no ma infatti non bisogna, bravo GioTV, non bisogna poi fare di tutta erba un fascio e buttare a mare bambini, panni e tutte queste cose così. Si lotta per la Champions e per la Champions dobbiamo arrivarci, probabilmente in questo ambito di questo campionato Spalletti avrà fatto delle valutazioni, avrà detto io se mi copro e tengo la migliore difesa almeno in Champions ci vado. Poi non c'è stata una squadra che ha ammazzato il campionato come l'Inter l'anno scorso, quindi noi ci siamo ritrovati lì a provarci. È chiaro che poi c'è la delusione e i tifosi poi dicono non siamo buoni eccetera eccetera, però attenzione al posto Champions perché proprio perché siamo in pochi punti e nessuno ha ammazzato il campionato si è creato un piccolo solco tra diciamo terzo e quinto posto, però il fatto che l'Atalanta deve comunque recuperare una partita, che la Roma non si capisce, attenzione, facciamo attenzione e speriamo che i giocatori si impegnino al massimo come se la Champions fosse uno scudetto, perché questo poi è un pericolo che abbiamo visto negli altri anni. È un pericolo che abbiamo visto negli altri anni e quindi ringrazio Alessio Marigliano, Spalletti out col cuore, perché ovviamente questi poi ci risiamo e ne ho visti, sai, caro Alessio, ne ho visti di mi pare fosse, penso qualche video su YouTube, però nazionale, non tanto, cioè roba forse di Sky, con qualche commento molto tranciante che diceva vattene pelato, mamma mia. Allora, Spalletti per me ha delle belle responsabilità, ma ci rendiamo conto che creiamo pochissimo, deve avere coraggio di fare turnover sulla tre quarti e cambiare gioco per Osimhen, troppo solo là davanti, sono d'accordissimo. Mi commenti le parole di Spalletti dei nostri giocatori. Face, ti chiedo di essere più, fammi una cosa specifica, perché l'ho sentite ieri le parole di Spalletti, però non le ho risentite stamattina, quindi non ce le ho fresche qua tengo tutti appartamenti. Però se mi dici dei passaggi specifici io te li commento. Nel frattempo mi arrivano messaggi. Rossana, non vorrei dare troppo peso al rigore negatoci, ma stanno facendo trasmissioni su pessimo arbitraggio, soprattutto di Valeri e il VAR. E si facciano queste trasmissioni e se ne parli. Io però che si facciano le trasmissioni, Rossana, nell'ambito napoletano non cambia nulla. Se si fanno trasmissioni nell'ambito nazionale, se dicono le cose come stanno, perché poi non abbiamo noi personaggi da poter mettere lì e difendere la nostra causa. Se si fa, eccetera, eccetera, ma se il Napoli in prima persona non si sente defraudato e non parla niente, nelle stanze stanno tranquilli che non succede niente. L'ultimo, ricordiamo Ancelotti che si fece afferrare per far perdere la pazienza ad Ancelotti. In questo momento non se ne parla più e quindi se poi succede di nuovo possiamo anche lamentarci poco perché succede di nuovo, perché nessuno se lamenta prima. Basta illudersi, sono buoni giocatori ma sono sia fisicamente che mentalmente inferiori. Ti prego non iniziare. No, questo è era lo Spalletti out, ma credo che fosse un divertimento, un diversement. Pure Valerio è molto amareggiato. Sì, sono amareggiato, Polli, ha ragione. Cioè, io te l'ho detto anche, insomma, in privato, forse mi sono illuso un pochino. Io ho fatto tutta la vita di YouTuber a pompierare, a cercare di stemperare un pochino le cose, predicare prudenza, predicare equilibrio.
Vi devo dire la verità. Ah, ecco. Ce ne sono molti, meno male che eravamo motivati. Sì, ora io su questo, è chiaro, non parliamo di Spalletti e non è che stiamo dicendo devi cacciarlo, si faccia presto perché c'è ancora, perché facciamo la fine poco prima, la fine di poco prima. Non esiste questo, anzi, rinnovate Spalletti, fategli un contratto di 4 anni, ma fategli domande di campo, cresciamo insieme a lui. Il fatto questo è il problema, il fatto essere motivati, siamo più motivati di loro, eccetera, eccetera. Non va. E io spero che abbiamo imparato una lezione. Nel momento in cui gli si fa la domanda, le motivazioni, le emozioni, come ci arrivate, volete dare una gioia ai tifosi, eccetera, eccetera, Spalletti vi ha risposto sì. Non esiste una squadra più motivata di noi, sicuramente non sono più motivati di noi, siamo motivatissimi, dobbiamo diventare immortali, Vesuvio ve l'ha detta questa cosa qua? Benissimo. Voi avete fatto l'articolo che siano tutti motivati? Benissimo. Avete visto questa motivazione che ci ha fatto andare oltre l'ostacolo, il cuore oltre l'ostacolo? No. Allora serve? Questa è la domanda che faccio a tutti gli addetti ai lavori. Vi serve? Ci serve? Volete il bene del Napoli? Oppure fate veramente il minimo indispensabile per guadagnarvi la pagnotta? Perché questo è. Cioè, senza nemmeno capirne o approfondirne di calcio, perché poi queste domande si fanno perché voi nella scazzetta del prete non ci potete arrivare, non potete fare domande di campo, di tattica e di tecnica perché non lo avete studiato e non avete voglia di studiarlo. La devo dire tutta, la diciamo tutta. Allora andreste in difficoltà, magari dite una stupidaggine, magari Spalletti vi mette a posto con 2 parole perché vi dice ma che stai dicendo? Ma dove lo vedi questo, per esempio? Perché non si gioca con un 4-4-2? Uno Spalletti ti risponde ma guarda che in fase di non possesso stiamo 4-4-2 con Zielinski a fianco a Osimhen. Non fai bene il tuo mestiere, avvilisciti e ritirati. Per questo loro non si prendono questo rischio e questa responsabilità, ma vincere a Napoli è più bello e più difficile. Così è facile. Io non sono nessuno, io non ho nessun patentino. Strappiamoli, patentini, tesserini. Se queste sono le domande, meglio il silenzio stampa. E questo poi è stata anche una battuta che ha fatto Paolo Del Genio ieri, me la sono recuperata oggi, l'analisi. No, non mi sento ovviamente di condividere perché è importante. Zitto, abbiamo un razzismo che io non faccio nemmeno diventare famoso, blocco e ciao. Non sei diventato famoso. Lasciate il like per il razzismo. Cambiamo registro, ragazzi. I TVB, se qualcuno viene e dice per esempio fate ridere i pagliacci eccetera eccetera, TVB va benissimo, non c'è problema, ci divertiamo, vi facciamo vedere i pistacchi, li potete inserire in tutti i pertugi del vostro corpo, uno alla volta li inserite finché non è tutto pieno, in tutti i pertugi, il naso, le orecchie, nell'ombelico, e vabbè, però quando poi si va quello è poi il razzismo ignorante, è un razzismo ignorante che quello di moda, e secondo me peggio del razzismo, perché tu sei stato cresciuto da una famiglia di razzisti, magari ovviamente non è nemmeno poi tanto colpa tua, c'hai questo imprinting di razzismo e pensi che sia il modo giusto di pensare, ma quello di moda, quello che va di moda perché si dice, perché è una frase fatta, è ancora peggio, perché vuol dire che nel cervello c'hai la fuliggine, la muffa. Quindi va bene così. Allora, avevo visto qualcuno da ringraziare, che è Giorgio Mele, sempre, che non mi manca mai. Volevo chiedere a Spalletti, ti piace la frittatina? Che poi la frittatina, quando tu mi dici frittatina, io automaticamente devo pensare
alla frittatina al centro storico, a Piazza del Gesù, quello là alla fine, quando poi si arriva, quella che è via Roma praticamente, da Piazza del Gesù, non mi ricordo come si chiama perché Fiorenzano è quello a Montesanto, e quell'altra frittatina mo non mi ricordo, e dovete aiutarmi voi. Allora, fatemi sapere i like. Comunque, essere secondi terzi con la stagione vergognosa che stanno facendo tutti i nostri interpreti offensivi è pressoché un miracolo, altro che fallimento, palla e non palla. Sì, Fabio, fondamentalmente hai anche ragione, però è un miracolo per meriti nostri o per demeriti degli altri? Perché poi sarà facile fare una comparazione a fine anno, cerchiamo di farla a fine anno, tra Gattuso, Spalletti l'anno scorso, quest'anno, eccetera, eccetera, sarà facile farlo. Però bisogna anche tenere presente la diversità degli avversari, come stanno giocando gli avversari e che pericoli ti stanno dando. Quindi, arrivato a questo punto, povero Gabbiano, aspetta, sono un rappresentante del fondo, fammi vedere. Capisco, invece di essere, devo fare il commerciatriste, il presidente o il presidente commercialista, purtroppo non si vedeva bene. Presidente del fondo Gabbiano, ti ringrazio per la donazione, ci aggiorniamo presto. Commerciatriste pure richiama delle cose, sicuramente richiama delle cose, ma mi pare di aver visto ancora Alessio Marigliano, un minuto di silenzio per i morti in Liga Messicana. Amico mio, grazie per avermelo fatto dire, per avermelo ricordato. Ho visto nella confusione generale di ieri tra partita e lavoro, ho potuto vedere poche cose. Gli amici abbonati mi tengono sempre aggiornato, e quindi qualcosa l'avevano mandato loro. Non ho approfondito la notizia, mi basta quello che dici, perché al di là di tutto sono cose sconvolgenti, e ringraziamo il povero Gabbiano. Da Giuliano Modolivetti, bravo, penso proprio che tu abbia ragione, Giuliano, sì, mi sa proprio di sì. Ma al 50° non si poteva mettere Mertens al posto di Zielu, visto che non riusciva più a dare apporto alla manovra offensiva? Questa è la domanda da fare a Spalletti, annuncia Fan. E te la sposo così in pieno, così come l'hai detta, che poi possa essere Mertens, che possa essere Elmas, che possa essere un ass, qualcuno, insomma, io quel trittico di centrocampo che non stava funzionando, secondo me lì bisognava intervenire subito. 125 like, grazie Angela per l'aggiornamento. Con ADL difficilmente si vincerà, e poi Spalletti è un piazzato, ma non un allenatore vincente, non sa fare i cambi e li fa pure tardi. Sì, Antonio, questa è un po' la storia di Spalletti che si ripropone, eccetera, eccetera. Però a noi era piaciuto quanto fatto con la Lazio. Io con la Lazio, la mia analisi è stata: sono stati superiori a noi per tutto il primo tempo e abbiamo rischiato tanto, e loro sono stati sciupona la Lazio, sciuponi, però almeno mi hai messo Elmas al 56esimo, mi hai cambiato la partita. Poteva anche non cambiare, però mi hai dimostrato, ok, ho un'idea chiara, e subito Elmas l'ha messa in pratica perché ha aiutato tra le linee, andava dentro, ha funzionato pure benissimo. Mi aspetto che tu fai seguito a questa idea che avevi avuto e che aveva pure funzionato, perché poi arriva pure il risultato, quindi anche un po' di risultatrismo che funzionava. E invece stavolta abbiamo aspettato comunque tanto. Il cambio comunque, hai cambiato i due esterni che non stavano supportando, e quindi ecco perché io, prima di prendermela con Spalletti o con i giocatori, io devo sapere che cosa gli hai chiesto, perché se Spalletti ha detto ad Insigne, c'è un passaggio, ragazzi, il passaggio, quella parola detta con Politano, che Politano dice ma dove cazzo vado? E Spalletti che fa così, dice così. Allora se scopriamo che Spalletti invece ha detto a Politano e a Insigne, ragazzi dovete stare belli alti, con coraggio, quando mai? E loro non lo hanno fatto, e allora Insigne e Politano da 5 passano a 4 il voto, e Spalletti si prende 5 invece che 4 perché
lui l'idea l'aveva avuta ma non l'avevano messa in pratica. Ecco perché il silenzio stampa non è mai giusto, l'importante è fare le domande giuste, perché l'abbiamo sentito anche da Gattuso, io gli chiedo delle cose e non lo fanno, o lo fanno contro voglia. Ricordate Fabian sulla sinistra non ci voleva giocare con Gattuso, le fanno contro voglia. E noi queste cose le veniamo a sapere solo se gli fanno le domande giuste e se li fanno parlare. Se invece gli si chiede sempre se il Vesuvio è caldo, Spalletti non ci spiegherà mai e non sappiamo mai a chi dobbiamo dare le responsabilità. Dobbiamo filtrare. Allora, Leao che giocatore, punta sempre l'uomo, l'essenza del calcio, complimenti. C'ha sicuramente un impatto diverso rispetto ai nostri esterni, sicuramente, ma proprio per caratteristiche. Secondo voi mettere tutti quegli attaccanti alla fine non ha creato soltanto confusione nei ruoli? No, più che altro va bene pure mettere gli attaccanti, però ad un certo punto quando togli pure Lobotka e Zielinski, come ci arriva la palla pulita agli attaccanti? Qualcuno deve poi avere quella cosa. Alla fine abbiamo chiuso con Anghissà ed Elmas, Mertens eccetera eccetera, ma se poi andate a vedere le posizioni medie di mezzo, perché quello gioca, quando gioca viene messo al 75esimo, 77esimo, sì, aspettate, voglio essere preciso, 76, e voi dite ok, c'hai un quarto d'ora più recupero, e no, perché negli ultimi minuti non si gioca più a pallone, falli sistematici, palla sulla bandierina. E quanti minuti sta giocando Mertens? Quindi anche i minuti vanno letti in una certa maniera. Agazim is the new il veleno, annusare il pericolo. Bravo Giovanni. E allora capisci che quando poi l'anno scorso si facevano delle considerazioni e dicevamo che questi parlano solo del veleno eccetera eccetera e Kiss parla solo dell'immortalità, allora ce la pigliamo con gli allenatori o deve cambiare qualcosa a monte? Bisogna fare piazza pulita magari di certi giocatori che non funzionano più, bisogna chiedere alla dirigenza di essere un pochino più sul pezzo e dimostrare veramente di crederci magari allo scudetto. Crederci allo scudetto sapete cosa significa? Significa fare mercato, significa che tu non ti preoccupare, in Champions ci andiamo, quanti pigliamo? 30 milioni, 40 milioni, 50 milioni, li anticipo perché ce li ho, poi li prendiamo e facciamo mercato e ci rinforziamo, perché comunque Zeb viene preso infortunato, adesso pare abbia recuperato, ma non hai migliorato la situazione dei terzini. Di Lorenzo deve giocare sempre e qualche volta sarà non in forma. Mario Rui deve giocare sempre perché Gulam non gioca, ragazzi. Gulam non gioca. L'Inter prende Gosens, l'Atalanta prende Boga, la Juventus prende Vlahovic e quelli che non hanno preso niente sono stati il Milan e abbiamo visto che comunque ne possono fare a me. Evidentemente ne possono fare a me. Quindi non c'è da parte della dirigenza questa voglia esagerata, dici io devo, questo è l'anno del campionato mediocre, quindi io ce la metto tutta e vado a vincere, faccio lo sforzo perché sono sicuro che ci vado. Avevate paura, la paura è molto, sai, vediamo, se andiamo in Champions compriamo il terzino. La narrativa della mentalità ha stancato, fammi recuperare questo perché mo sparisce, sicuramente adesso uscirà qua sotto, fatemelo recuperare. Waynes, la narrativa della mentalità ha stancato, si parlasse di tattica, alziamo il livello, Victor ha predicato in mezzo al Sahara, 11 Osimhen in campo, Osimhen in campo, e sono d'accordo con te. È chiaro che 11 Osi no, perché ma te la spiego, è chiaro che io voglio vedere 11 giocatori furiosi che rincorrono a tutto campo eccetera eccetera, poi ti serve anche la qualità. Osimhen deve lavorare molto su delle cose, secondo me qualche limite gli resterà per caratteristiche proprio e va bene anche così, poi ti servono i Lobotka, ti servono i giocatori anche un po' più piazzati, i giocatori che rallentano, che ragionano in qualche maniera, quindi 11 Osimhen in generale, capisco cosa intendi, come voglia, come attacco, come freschezza, anche senza paura e senza cosa così, però proprio per parlare di tattica e per alzare il livello
servono caratteristiche che poi si sposano insieme agli altri, perché altrimenti metti un paio di Osimhen a difesa, finiamo in 10 contro 11 tutte le partite. Sono fragili mentalmente, sono fragili, non andrà via mai di moda, ma questo purtroppo io sono io voglio avere torto. Voi lo sapete che io voglio avere torto. Io voglio avere torto fino alla fine. Quando vi dicevo che il Napoli non lotta per lo scudetto, il Napoli lotta per la Champions e stiamo bene, e secondo me, visto che la Juve ha recuperato con fiducia e tiene i giocatori, che ha preso questi 2 giocatori importanti, vediamo se l'Atalanta se ne scende e lì il Napoli faccia il campionatino con l'Atalanta. Questo vi ho detto dall'inizio e me ne dovete dare atto. Lo stiamo facendo anche con un certo margine finora. Abbiamo lo scontro diretto, attenzione, facciamo attenzione, cerchiamo di ripremere sull'acceleratore, perché altrimenti là poi diventa, cioè, non vincere lo scudetto, arrivare ai quarti non è un fallimento, però se per tutto l'anno diciamo che questa è la migliore rosa dell'era De Laurentiis, che Spalletti eccetera eccetera, e poi arriviamo quinti un'altra volta, io un paio di domande me le devo fare, ma speriamo proprio che questo scenario non si realizzi mai. Crociata pro Gattuso, basta con questa crociata, poi è universalmente riconosciuto il plus che ha dato Spalletti, pensa solo che siamo l'unica squadra con un segno più rispetto all'anno scorso. Allora, Fabio, io a Spalletti ho riconosciuto l'esperienza e la comunicazione, la capacità di comunicazione. Tu a Gattuso devi riconoscere che faceva giocare meglio la squadra e che in attacco creavamo molto di più. A me non interessa il plus, il più 4, non mi interessa il più 4 rispetto all'anno scorso, a me mi interessa che rispetto al girone d'andata Spalletti sta fallendo clamorosamente e noi dobbiamo assolutamente, e non è Gattuso, io sto pensando al Napoli, Gattuso è il passato, poi se a fine stagione vogliamo fare il paragone, io spero di aver torto e spero che abbia ragione Spalletti. Con il Cagliari, ok? Con il Cagliari, il Napoli comunque crea 1,45, ok? E va bene, partita storta, recuperata all'ultimo a tutto, va benissimo. Signori, con il Milan, questo è il record negativo di XG del Napoli. È il record negativo, guardatelo bene, il Napoli non ha mai fatto un XG così basso. Il Napoli non ha mai fatto un XG così basso, non abbiamo creato nulla. Questo è anche non solo il confronto con Gattuso, è il confronto con Spalletti, e Spalletti nei confronti di Spalletti. Ok? Allora io non posso immaginare, perché è stata una scelta precisa, ve l'ho detto a inizio live. Spalletti ha voluto sistemare la difesa e non ha voluto prendere gol nelle ripartenze eccetera eccetera, e ne paga la fase offensiva. Non vedremo mai più probabilmente Osimhen e Mertens partire insieme con Zielinski e Fabian dietro, non lo vedremo mai più, perché per Spalletti quello significa esporsi a delle problematiche e prendere gol. Il problema è che qualche gol lo prendiamo comunque, pur essendo la migliore difesa, e non creiamo, quindi al massimo facciamo 0-0, se poi loro fanno un gol dobbiamo sperare in qualcosa. Questo è il momento del Napoli, e non è il paragone con Gattuso, è il paragone con Spalletti stesso, che ha iniziato benissimo, che ci ha dato quel plus e quel surplus, dopodiché l'altalenanza si è cominciata a vedere e non possiamo far finta di niente, anche nelle vittorie, perché non siamo risultatisti. Non è la sconfitta con il Milan che mi fa parlare così di Spalletti, io ne ho parlato con la Lazio dove abbiamo vinto. Non è la sconfitta con il Milan, è l'XG con il Milan. Chiaro? Penso sia chiaro. E devo ringraziare Mr. Frank Parziale, ma stanno facendo gare malate. Forza Napoli, sempre ti voglio bene, fratellone caro mio. Frank, sei sempre generosissimo, ti voglio un bene dell'anima, amico mio. E lo so, noi poi all'estero forse in qualche modo soffriamo ancora di più, perché andare a lavorare
con una vittoria è più facile. Parlare con un amico che magari... Io poi tengo questo esempio, Frank, che ti posso fare. C'ho Instagram, voi tutti lo sapete, su Instagram, Valerio Fluido, eccetera, eccetera. Cerco di alternare contenuti musicali a contenuti calcistici perché c'ho un sacco di amici che mi seguono, che sono tutti amici americani, eccetera, eccetera. Se io posto solo roba raffica del Napoli, dicono, ma non capisco niente, e me ne rendo conto io stesso, no? Che a volte quando seguo degli amici e magari parlano sempre in spagnolo o sempre in polacco, vado in freva, dico non ti capisco, diceva Ignazio il Torchio. E quindi va a finire che non mi seguono più, eccetera. Quindi io bilancio. Nel momento in cui posto le cose calcistiche, o magari gli editing di polli straordinari, molti amici americani si divertono pure, perché là è tutta emozione, tutta reazione, parole, nemmeno parole, proprio rumori che faccio con la bocca, e si divertono. Voi ovviamente, ma allora come sta andando il calcio, e quei pochi che poi si incuriosiscono anche della cosa, io voglio dire che il Napoli sta facendo cose straordinarie. E invece, guarda, stavo prima in classifica, stavo come un pazzo che tremavo. Guarda, questo magari è l'anno buono, facciamo i caroselli, vi regalo le sciarpe a tutti per New York. E invece, capite cosa significa essere all'estero? Allora, bisogna prendere la rosa e dire chi vuole vincere qualcosa qui e ora. Tu no, chi è per il sì resti, si sta per chiudere, chi è per il no. Il discorso non deve farlo l'allenatore ma la società, sempre che la società abbia intenzione di fare all-in sul vincere qualcosa, perché io ho il dubbio che il secondo, il terzo, il quarto posto vada più che bene, io il dubbio me lo tengo, perché le parole di ADL sono queste, ma basta parlare di scudetto, ma non dovete, vincere lo scudetto è volgare, vicino al bambino che gli chiede vogliamo vincere lo scudetto, non devi pensare a papà di vincere lo scudetto, è più bello insomma fare delle belle prestazioni eccetera eccetera, vincere è volgare, che volgarità vincere lo scudetto, ve lo sto dicendo io, no, ve l'ha detto De Laurentiis, per vincere sapete che cosa serve? Devi essere il migliore della tua lega, del tuo campionato. Siamo in grado di essere i migliori e poi alla fine a volte non basta, perché nel 2017-18 probabilmente eravamo i migliori come gioco, pochi infortuni, quindi la rosa ti bastava, eravamo i migliori. Non eravamo la migliore difesa però. Si segnava, era spettacolare e nemmeno è bastato, quindi servono troppe cose per scavalcare tutti quanti, devi scavalcare la Juventus, il Milan, l'Inter, l'Atalanta che nel frattempo si è guadagnata un posticino, la Roma e la Lazio che stanno sempre là che non si sa, devi essere molto più forte di questi qua, più forte di sistemi. Per fare questo serve uno sforzo importante, oltre che economico, di organizzazione societaria. Non credo si possa fare, poi al di là della voglia, non credo si possa fare. Accettiamolo. Quest'anno battiamo un altro record, non vincere il campionato con la migliore difesa. Vabbè, non sarebbe la prima volta, però sicuramente l'Italia storicamente è così. La migliore difesa vince. Sta cambiando un pochino il calcio sotto questo punto di vista, Luca? Dimmi una cosa, per te quali giocatori devono restare a Napoli l'anno prossimo? Frank, chi devono restare? Io farei un po' di piazza pulita, sinceramente. Punterei su quelli che sono i più giovani. Elmas, per esempio. Lo stesso Fabian, io vorrei che restasse perché ci ha fatto vedere delle cose importanti. Mertens un altro anno lo vorrei vedere per fargli fare qualche altro gol, perché comunque può aiutare anche i nuovi a inserirsi, perché lo abbiamo visto. Insigne già sappiamo che non ci sarà, dobbiamo capire se Lozano ha voglia, e Lozano è secondo me un tema, perché vuoi vedere, e questo è un dubbio che vi lascio e non ho la risposta, vuoi vedere che Lozano era più importante di quello che credevamo in questo Napoli, che almeno con o senza Osimhen
Lozano punta la porta, Lozano può allargare il gioco invece che ci intruppiamo sempre all'interno. Lozano sulla destra può allargare, poi non ha avuto una stagione facile a livello di infortuni, però con Osimhen almeno lo può seguire. Osimhen non è da solo, e quando stava lui, insomma, anche con Mertens, non lo so, io ricordo un Lozano l'anno scorso, però anche Insigne l'anno scorso era meglio, non lo so. Ero allo stadio ieri sera, mi dispiace dirlo, ma da un po' di tempo a questa parte non creiamo più occasioni, oramai proviamo solo la pallata. Osimhen, rigore netto su Victor e migliore del Napoli. Amico mio, sì. E che ti devo dire? 0,38 dallo stadio, l'hai vista bene, non c'è dubbio. Scorrono i messaggi e vi chiedo scusa. Fatemi sapere se ci sono 200 like, che dovrebbero esserci, Arriviamoci un attimo. Se uno ci pensa, l'anno scorso peccavamo di concretezza con tantissime occasioni. Bravo, XG alti e poca percentuale realizzativa. Bravo Simone. Però se creiamo molto meno, la percentuale realizzativa non so di quanto si possa alzare. Si alza probabilmente la percentuale realizzativa, ma poi non è abbastanza per vincere le partite. Può essere che sia così, è una considerazione importante. Eppure più equilibrato di Mertens, o che state parlando tra di voi, non siamo proprio capaci. Ricordi Napoli-Verona, Napoli-Milan l'anno scorso, Napoli-Sassuolo, Atalanta-Napoli, Juve-Napoli, in parte Napoli-Juve, Napoli-Torino, e potrei andare avanti. Poi siamo cotti, nessuno lo nega. Siamo cotti, ma sicuramente. E qua di nuovo la gestione, io questa è una cosa che chiedevo a Spalletti e accusavo Gattuso. La gestione, Gattuso non sostituiva mai Insigne, ero contentissimo, vi ricordate? Ero contentissimo che Spalletti qualche minuto lo faceva risparmiare Insigne a inizio stagione e andava bene, così non lo abbiamo cotto per l'ultimissima partita, perché Napoli-Verona io non potrò mai dimenticare che le prestazioni che mi hanno deluso di più sono Di Lorenzo e Insigne, Di Lorenzo Insigne e Di Lorenzo, che proprio non ce la facevano più sulle gambe, proprio fisicamente, la faccia proprio distrutti. Non vorrei arrivare a questa situazione di nuovo e ho lanciato l'allarme Rachmani. Allarme Rachmani, se improvvisamente a Rachmani gli viene un momento di appannamento e pigliamo un gol così, è perché anche lui sta prendendo l'andazzo di Di Lorenzo, che se le deve fare tutte. Quando un Juan Jesus onestissimo ci ha fatto vedere delle cose importanti, allora qualche minuto fatelo giocare a Juan Jesus, che si debba riposare Koulibaly, che è tornato dalla Coppa d'Africa non bene, o lo stesso Rachmani, aspettando Tuanzebe. Gennaro, non cambiare idea. Se tu ritieni che Mertens sia moscio e che sia un giocatore finito, resta con la tua idea, non mi interessa. Cambia linguaggio, ecco. Forza Bari, Perry, e perché no? Squadra del Sud, squadra di famiglia. Squadra di famiglia, e quindi sì. E se un passo in avanti lo facessimo con un leader che ha vinto in carriera, stile Ibra, per capirci, come personalità, si era pensato, Anthony, si era pensato proprio ad Ibra, è vera questa cosa. Non lo so se questo poi offusca. Aris, grazie mille e buona serata a tutti. Grazie mille, amico mio, per il supporto e la donazione. Ti abbraccio. Si era pensato, il problema è, vuole la società, vuole lo spogliatoio. C'è una cosa che mi viene in mente: l'anno prossimo non c'è Insigne capitano di lungo corso, eccetera eccetera. Ora, al di là di quello che si può pensare di Insigne, è chiaro che ha un peso nello spogliatoio. Far entrare un leader carismatico che magari offusca così potrebbe non essere visto benissimo da Insigne. Non c'è più Insigne, vediamo che succede. Certo è che un leader che ha vinto in carriera e che quindi possa giocare nel Napoli così si paga, costa a livello di ingaggio, eccetera eccetera. Se è troppo in là con gli anni, per esempio un Ribéry così, lo puoi tenere per 2 partite
e non ti serve non ti cambia la stagione. Ibra ti fa metà campionato, però anche da infortunato si vede che ci tiene, sta lì in panchina, eccetera, eccetera. C'è anche una storia diversa perché Ibra è uno che col Milan ha una storia personale, quindi è complicato individuare un leader che ci possa tenere così tanto per il Napoli, che abbia vinto in carriera, perché Mertens per me è quel leader lì, ma non ha vinto in carriera, cose esagerate, e quindi non può avere quella forza lì. Comunque, in ottica di discorsi che si sono sempre fatti in questa sede, a me mette molta più ansia la prossima col Verona, soprattutto con la Juve che corre così forte. E non hai torto, Valentina, perché la prossima col Verona, attacco al nostro possesso palla molto più furioso, molto più veloce, e anche un po' più di concretezza in attacco, perché Barak, Caprari e Simeone stanno facendo un campionato importante, importantissimo, e quindi devi stare anche molto attento. Quindi la paura, avevate paura di prendere un contropiedaccio, potrebbe bloccarti e potrebbe farti ragionare, dici aspetta però non ci scopriamo troppo, se non ci scopriamo troppo diventiamo un po' prevedibili. La paura c'è, la paura c'è. Da 2 anni abbiamo periodi con tanti infortunati, lo sappiamo bene, capitasse una volta all'Atalanta. Però quest'anno, per esempio, è venuto un po' meno Zapata e Muriel a corrente alternata. Quindi, se questa cosa è un po' di mazzo al contrario per loro, è un po' di mazzo per noi, perché comunque l'Atalanta a bocce ferme, a rosa sulla carta, comunque è importante, poi hanno preso un po' però per sistemare questa cosa qua. Chissà che non stiano pagando proprio questo, la mancanza poi di efficacia in attacco in tutte le partite. Scorrono i messaggi. Non ho vabbè, sto proprio in ritardissimo. Chiedo proprio venia. Chiedo perdono. Forza Napoli sempre e comunque. Torre Falanga. Mancano 18 like, mi dice Polli. Vedi? Vedi che tutti, perché tutti sono scorruti. Sono scorruti i messaggi. Hai ragione. Ma poi se io mi metto al 158esimo piano passano gli aeroplani. No, però mo risolvo. Mi sa che tra un po' risolvo, ma in un altro modo che poi saprete, capirete. Non spoileriamo niente. Ma in qualche modo a me fa pure ridere il fatto dei rumori, perché con voi mi diverte. Quando sto da solo che perdo la pazienza, perché non posso nemmeno fare le battute con chi lo condivido, e magari sto registrando e va che frega. Allora, Cavani ha tutte le carte in regola per fare il leader. Beh, Alessandro, questa la sai che è una bella idea, nel senso che è uno che comunque è andato al Paris Saint-Germain, ha vinto i campionati col Paris Saint-Germain, poi è andato al Manchester United, ha visto un po' quello che significa anche il calcio internazionale di un certo livello, ha un'età da leader. È una bella proposta, è una bella proposta. Cavani all'epoca nelle varie interviste disse: io se voglio tornare a Napoli voglio tornare integro, che gioco sempre. A me sembra abbastanza integro ancora, non lo seguo, non so quante partite sta giocando, però è bello. Chiediamolo a De Laurentiis, ma ne ho i miei dubbi. Vale 2 cose, non mi spiego. Con Mertens che succede? Era il più in forma, strano non farlo giocare. Seconda cosa, Spalletti lo sa che Insigne gioca male perché non dà più spazio. Lo sa che se Insigne gioca male perché non dà più spazio agli altri esterni. Due belle domande. Con Mertens che succede? Io ragazzi chiederò lumi a Guido, perché veramente non lo so. Nella mia mente ci sta questo retropensiero un pochino Spalletti aziendalista, Spalletti Icardi è diverso, perché Icardi era un giocatore che spaccava lo spogliatoio, che pensava a se stesso, era un capitano isolato. Allora Spalletti fece un discorso: la squadra, Icardi pensa a se stesso, io devo privilegiare la squadra, ci sta. Con Totti situazione diversa, Totti veramente a fine carriera, e lo gestiva anche, e poi Totti segnava pure, fece pure tanti gol con quella gestione.
Mertens veramente 0-0 proprio, e hai ragione a dire che era il più in forma, nel senso che con pochissimi minuti nelle gambe ha fatto comunque. Ragazzi, noi non teniamo un cannoniere nella classifica dei cannonieri, non ne teniamo uno a 9. Che cacchio, uno è il top scorer del Napoli e ce l'hai per ancora pochi mesi, non lo vuoi far giocare? Non lo so. Immagino se avessimo vinto col Milan cosa sarebbe successo a Verona-Napoli, déjà vu. Ah, tu dici se no, certo, perché poi poteva succedere dall'altra parte, perché noi oramai ci aspettiamo che il Napoli comunque uno scherzetto al nostro cuore ce lo fa. Comunque, giusto per dire una cosa, qui magari siamo d'accordo, finalmente un bello stadio domenica. Sicuramente farebbe piacere vedere una continuazione di questa cosa qui, che poi insomma dovrebbe essere un di più per i giocatori, per il Napoli, per le televisioni, perché io guardo Paramount Plus e l'inviato dice un'atmosfera elettrizzante, si vende meglio il pacchetto Napoli se c'hai un bello stadio e non vuoto. Non so se poi sono delusi anche i tifosi, perché hanno avuto più delusioni al Maradona che non in trasferta. Vediamo se non diventano più partite per lo scudetto, se il tifoso risponde lo stesso, che poi è facile. Io ho testimonianze di amici che vanno allo stadio sempre e che mi dicono: ah, però allo stadio contro il Milan c'era gente che hanno rifatto i bagni, cioè che mancavano da un paio d'anni e che sono capitati giusto per la partita di cartello. Quelli là non aiutano poi più di tanto, secondo me. Allora, scorrono i messaggi e vi chiedo scusa, che poi quando ci sono Mertens e Osi non vedo tutto questo, neanche io. Le rincorse le fa e lui pizzica, per dirla come quello là che non vi piace a voi. Pizzica e recupera palla. Spalletti l'ho visto nerissimo, non ha nascosto parole a veleno. Chi non è pronto per lottare per questa squadra cambiasse città, non sanno ancora dove si trovano, si è sentito tradito, lui ci credeva. Fabio, non sono sicuro che fosse un attacco ai giocatori. L'ho sentita quella frase e lui dice non è possibile, perché era la frase su vediamo se pure Guido me la sa analizzare questa cosa qui, perché è stata un po' sibillina tra domande e risposte. Vediamo un pochino, questo è interessante. Guido Gentile. Buonasera Valerio, buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera milanisti. Ah, questo sfondo rosso, no. E se permetti Valerio, buonasera a tutti i tabaccai. Sì. Allora Valerio, l'assetto politico-istituzionale si propone la puntuale corrispondenza fra obiettivi e risorse al di sopra di interessi e pressioni di parte, ipotizzando e perseguendo in un ambito territoriale omogeneo a diversi livelli una congrua flessibilità delle strutture. Senza dubbio. Il modello di sviluppo porta avanti un'organismo disciplinare a una prassi di lavoro di gruppo senza pregiudicare l'attuale livello di prestazioni, recuperando, ovvero rivalutando in un'ottica preventiva più curativa l'adozione di una metodologia di differenziazione. Su questo non sono sicuro, però credo che tu abbia più esperienza di me al riguardo. È un vecchio libro, impariamo l'italiano. Vai. Che quando io ero alle medie, elementari, mia madre mi ha fatto leggere tutti i libri possibili e immaginabili per non fare gli orrori in italiano, fino ad arrivare al libro quando facevo il liceo Il piacere di vino. In una sezione di questo libro, che me lo ricordo, era divertentissima, ora vi faccio vedere, prendeva un po' in giro i venditori di fumo e faceva questa grigliata così, dove tu puoi comporre prendendo varie cose e dire quelle frasi che dicono i politici, che significano tutto, no? C'era un genio della pubblicità che è Guzzanti, quando faceva l'imitazione di un politico che non nominiamo, ma sia ci fa causa perché si specie a sinistra, a un certo punto diceva alla Dandini:
bello, lì faceva bravo, bravo, complimenti, complimenti. Ma complimenti te, ti rendi conto che ho detto tutta una serie di cazzate che insieme non significano nulla. Sì. Come ho visto in breve, nella mia totale ignoranza di uomo, prima ancora che di analista calcistico, calcistico della partita di ieri, ho visto Napoli volitivo nei primi 14 minuti, che pure prometteva, faceva un po' sperare qualcosa di carino, e poi senza neanche una particolare ragione. A volte nelle partite ti prendi un contropiede, uno spavento, una grande azione dell'avversario e ti insomma arretri, no? Il Napoli si è arretrato, il Milan ha preso campo, spazio, coraggio e anche forza fisica. È stato un primo tempo di rara noia, per come tutto il campionato italiano, di una modestia, di una mediocrità, nonostante ce lo dipingano come il migliore mondo possibile, manco fosse il Candido di Voltaire. Mi sembra che tu, che ami molto l'XG, mercoledì fate quella trasmissione meravigliosa, 0-1 il Milan e 0-3 il Napoli, credo che sia imbarazzante. Ha fatto il Milan arriva a 1,30 dopo il gol. A fine partita. Sì, tu parli del primo tempo. Primo tempo, attenzione, no? Ve l'ho voluto dividere. Sì. Inizia con un po' più di coraggio il Milan, trova un gol molto fortunoso, ma il Napoli non ha trovato il bando della matassa, principalmente perché non si aspettava, oppure non è riuscito a trovare le contromisure del centrocampo del Milan, di questo cambio di modulo inverso, e Lobotka e Fabian a due hanno sofferto molto, anche perché se Zelinski e Insigne non aiutano, uno litiga col pallone, l'altro è evanescente, diventa veramente difficile 2 contro 3 o 2 contro 3 e mezzo. Preso il gol, cambi lo sappiamo, non vi dirò nulla di che non sapete già, che non avrete già sentito, tardivi, anche un po' disordinati. Per il Napoli non ha dato mai l'impressione di essere pericoloso. Poi gli ultimi minuti sono ridicoli, in particolare il recupero non si è giocato più. Sull'arbitraggio non dico proprio nulla, perché la mia siamo alla 28esima, quindi insomma la famosa trasparenza del VAR anche per la 28esima la possiamo, diciamo, cancellare, perché la mia battaglia è quella sempre sulla trasparenza, su quelle cose che ci siamo già detti, che renderebbe un sistema oltre che più equo, ma veramente che tenderebbe a cancellare non tutti gli errori, ma almeno errori macroscopici, soprattutto togliere alla fonte qualunque dubbio e polemica, perché tutto ciò che è trasparente nella vita toglie il terreno sotto i piedi da tutti. Questa è la partita. Per quanto mi riguarda non c'è, e vi consiglio per una volta di seguirmi, nessuna delusione, non c'è da arrabbiarsi, non c'è da usare toni accesi, non c'è da rispondere alle provocazioni, perché poi a partite come queste qua subentrano tutti quanti falliti, 37 anni che non vincete, vi è stato restituito, perché il calcio è diventato veramente terreno fertile per idioti, maleducati e persone violente. Il Napoli non doveva vincere lo scudetto, quelle 7 caratteristiche, 7 elementi che io vi ho indicato a inizio campionato che servono per vincere lo scudetto, non ne abbiamo neanche uno su 7, e continuo a pensarlo così. La classifica si è accorciata perché Inter e un po' il Milan hanno rallentato rispetto a quanto è la media scudetto degli altri anni, però il Napoli ha 4 punti in più dell'anno scorso, Gattuso out, come dire, non è che stia facendo questo percorso eccezionale, e io non voglio dire nulla, poi a fine anno traiamo le conclusioni, però Valerio, il Napoli se fa 6 vittorie, un pareggio, anzi 2 pareggi e 2 sconfitte, ha fatto un punto in più di Gattuso out, no, e il Napoli non ne farà 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, questo Napoli, perché Napoli non costruisce gioco, questa è una cosa che ormai da tante partite non mi piace, questo modulo palla Osimhen e poi si vede, è la squadra che negli ultimi 5-6 campionati tirava di più in porta, tirava di più quelle cose che già vi ho detto, esatto, che ci hai fatto vedere proprio tu. L'Italia, il Napoli non tira, e siccome una cosa che io vi ho detto la prima giornata, anche se vi ho detto non è la prima giornata che ce lo fa capire, ma se la uniamo a quella dell'anno scorso, del campionato dell'anno prima, seconda giornata, se uniamo le prime due, quelle
quarta giornata, decima, quindicesima giornata, no, non si sposta più la media. Questa famosa percentuale di realizzazione offensiva è bassissima, non è da scudetto, non è da vertice, e ovviamente tu devi produrre tante azioni da gioco, tanti tiri per fare 1-2 gol. E Napoli ieri ha fatto 2 tiri nello specchio, anche abbastanza, 2 e 9 tiri. La partita col Cagliari ne ha fatti 7 e 3 nello specchio. E quindi Cagliari che ha spezzato le reni alla Lazio, già detto, ce l'hanno dipinta come Real Madrid, poi vedremo se chi mi ha sostituito ha consigliato bene che sarà l'ago della bilancia dello scudetto. Lo voglio vedere Cagliari-Inter alla penultima, voglio vedere il Milan fra 2 domeniche a Cagliari, se ne torna con le pine nel sacco, se ne fa 2 nei primi 30 minuti e finisce la partita, perché il Napoli sta avendo molte difficoltà. Il Napoli di Spalletti ha sistemato molto bene la difesa, però è un po' come mi insegnarono nel basket, poi devi vedere i vantaggi e svantaggi. Il Napoli produce poco anche nel Napoli migliore di Spalletti, cioè ha rinunciato molto alla fase offensiva, e quando non è brillante, chiaramente avevamo una settimana tipo, e quindi insomma la settimana tipo e tutta questa retorica che dobbiamo uscire per le coppe perché così ci possiamo concentrare meglio sul campionato. Sinceramente concludo qui questa analisi noiosissima e mi scuso. Tutta questa situazione mi ricorda sempre di più il film in inglese nei tuoi Stati Uniti amati, si chiama Il giorno della marmotta, in italiano Ricomincio da capo, un film geniale di Reitman con uno straordinario Bill Murray. Solo che Il giorno della marmotta è un film di primo livello, insomma divertente, se uno analizza il cinema come faccio io, insomma, per mestiere, è anche una riflessione sui cicli economici, sul buddismo, sulla religione cristiana, è un film estremamente profondo, però diciamo accontentiamoci del primo livello di lettura, una commedia geniale che è rimasta molto fresca. Invece questo loop temporale del Napoli, Valerio, è diventato noioso nel trailer delle solite domande idioti, noioso nella solita retorica, queste partite si preparano da sole, queste partite il Napoli non le sbaglia, noioso nell'accompagnamento della partita, è un ennesimo prova, l'esame di monitorità, Catone il censore, è noioso poi nel complottismo Napoli-Verona, è tutto molto noioso. Cioè preferisco rivedermi Il giorno della marmotta che non fare parte come complice di questo mondo noiosissimo che è finito, insomma, per fagocitare anche il popolo napoletano. Ho chiuso. Grazie Guido per questa introduzione. Rispondo a Fabio, sì, ho salvato nel frattempo che Guido parlava un pochino di messaggi che possiamo prendere, voi scriveteli sempre ragazzi e io farò il possibile per recuperarli tutti. Rispondo a Pasquale, il gol di Giroud pesa negli XG 0.5, quindi senza il gol di Giroud il Milan arriva praticamente a 0.8, quindi il doppio di noi, perché ce li ricordiamo, insomma, il tiro di Teo, il tiro di Salamakers c'ha un XG alto perché sta solo lui e Ospina, non c'è più nessuno, ricordate, c'è Mario Rui che tiene in gioco, credo fosse ancora Teo Hernandez che poi la mette in mezzo, e Salamakers da solo davanti a Ospina la alza, anche quello è bello alto. Andiamo un pochino di domande, Guido. C'era quella di Fabio che recupero. Spalletti l'ho visto renissimo, non ha nascosto le parole al veleno. Chi non è pronto per lottare per questa squadra cambiasse città, non sanno ancora dove si trovano, si è sentito tradito, lui ci credeva. E io stavo dicendo a Fabio, non sono sicurissimo che questo sia un attacco ai giocatori, quanto in realtà la risposta a chi gli chiede per l'ennesima volta è venuto meno il carattere eccetera eccetera, dice non me lo dovete nemmeno chiedere, perché se non avessero il carattere per fare delle partite non dovrebbero proprio stare qui, è meglio che se ne vanno. Quindi io do per scontato che questo carattere ce l'ha, che poi è anche quello che ci ha detto dopo la partita con la Lazio, rompono i coglioni a questi giocatori. Tu come l'hai letta? Quando mi allenavo, io mi sono allenato, poi purtroppo sono stato sfortunato come sportivo perché mi hanno maciullato una caviglia, quindi non ho potuto fare una carriera che forse sarebbe stata buona, forse non buona, forse mediocre. Mi ricordo che a un certo punto una persona disse: mamma mia, ma tu
hai delle medie da NBA, no? Dal tiro. E poi dissi, nella mia umiltà, quello che conta è la partita, non l'allenamento. Poi anche nelle partite è buono. Quello che conta è la partita, l'XG, non XG, cosa. Giroud sarà uno scarto del Chelsea, ma è un campione del mondo. È Ha vinto sempre l'impossibile. esatto. Sono sempre quello che io vi ho detto, no? Cominciamo a smontare tutti i luoghi comuni del Napoli. Perché questa rosa è la migliore dell'era della Laurentiis? Perché può competere, doveva vincere lo scudetto l'anno scorso. Incominciamo a vedere da questo punto di vista, quest'altro punto di vista, io non volevo essere scortese. L'altra volta, quando quella persona mi ha attaccato, facendo secondo me una gaffa cosa, offendendo te, offendendo Alvino, offendendo me, offendendo la community. Però ragazzi, se un giocatore ha giocato nel Napoli da tanti anni, le altre squadre un giocatore forte se lo prendono senza manco dover chiedere il permesso, oppure se hanno un contratto blindato, perché sono forti, le squadre forti. Quindi proviamo a ragionare al contrario. Per rispondere definitivamente, la narrazione che accompagna questa squadra è una narrazione che tende a troppo sopravvalutare. Cioè, io non voglio mostrare, perché sono un gentiluomo, la griglia di colleghi molto più famosi, ricchi, esperti di me, però non ce n'è uno che, soprattutto napoletani, ha messo il Milan non nelle prime posizioni, nelle prime 5 posizioni. Sono 2-3 anni che il Milan, costruito benissimo io lo scrissi, ho detto attenzione che è pericoloso calcisticamente parlando, buono per i milanisti, Maldini, è una squadra costruita bene. È vero che ha perso delle pedine importanti perché per far quadrare il bilancio, ma le ha sostituite con ragazzi interessanti, con 2, tra virgolette, grandi vecchi, che hanno vinto un po' di tutto. E Ibrahimovic non ha vinto la Champions, però veramente scudetti, altre cose ne ha vinti, che se fossero famosi Henry dell'NBA, a tutte le mani dei piedi, dita delle mani delle piedi in tutte le nazioni in cui è andato. E noi ripetiamo, ma che cosa hanno vinto? Di Lorenzo ha vinto l'europeo, me ne faccio la birra, cioè un europeo molto... Perché sei un superficiale che offendi, dice una cosa, l'europeo è una competizione per nazioni, di 5 partite, 6 partite, dove non partite nazionali, dove subentrano tante cose a fine stagione quando sei stanco. Io facevo il paragone cosa hanno vinto nei campionati nazionali e nei campionati internazionali di squadra. Se lo capisci, lo capisci, se non lo capisci non te lo spiego più, caro amico Bellino. Eppure l'avevamo detto. Quindi la narrazione su questa squadra è una narrazione esagerata. Poi alla fine, no, io lo ripeto, non è che sono imbecilli gli altri a pagare tanti soldi un giocatore, però Benitez ce lo insegnò, ce lo spiegò, era un articolo di France Football, imparatevi le lingue, leggete anche giornati stranieri e non solo i siti italiani, perché la narrazione sui siti inglesi da 3 anni a questa parte The Guardian e altri hanno smontato il mito del calcio italiano che sta alle pezze, sono molto raffinati, sono molto precisi, sono molto competenti e sono molto diversi, cioè ti sembra di vedere un'altra partita. Cioè, a questo punto se Ottavo Bianchi, che ha vinto lo scudetto a Napoli, è stato un grande giocatore, un grande allenatore, ha salvato anche le pezzi a varie squadre, quando dice io dopo 2 minuti tolgo il commento audio e mi sono sentito meno solo, qualcosa vorrà significare, perché veramente vedi un'altra partita raccontata. Per dire, quindi io Spalletti lo tirerei fuori per risponderti, perché non sono lui, perché non sono nello spogliatoio, perché non vivo là. Certo, la speranza è che lui non si sia reso conto che lui per primo, è una speranza, non è un'illazione, non è una previsione, non è nulla, ha detto forse pure io ho sopravvalutato questi ragazzi, mi aspettavo un po' di più, li vedevo che potevano colmare quel margine che lui ha detto hanno e non l'hanno colmato. Ma secondo me non lo colmeranno mai. Cioè, questa è una generazione che non ha vinto lo scudetto, e non solo per... Cioè, il rigore di Orsato, me ne faccio la birra, perché se sei a Napoli, ve lo ripeto, devi vincere contro Cutti. Allora, nell'anno Devi che tu sapere dici... già, nella storia, vogliamo parlare di Maradona. Maradona ce l'ha detto 30 anni fa. Se fai il patto scudetto contempla il fatto che, come insegnò Velasco, e andate a recuperare quella bellissima lezione sulla motivazione nello sport, ti fischiano le palle dentro che sono fuori, in Brasile, quel famoso mondiale al Maracanã, sei duro, ti fiscano le palle dentro, fuori o viceversa, vai duro, vincerai soffrendo. È ovvio che non vinci tutto, però ragazzi, io che odio i luoghi comuni,
infatti sono uno sconfitto, per la prima volta in vita mia, direbbe il mio amico Don Ciro o la Sicilia, tu che non ti arrendi mai, mi sono reso pure io. Allora anch'io conio un luogo comune, una frase nata da una di quelle domande l'ennesima volta nelle conferenze stampa. Il Napoli è perdere per vincere domani. Domani poi si vede. Noi siamo perdere, si disiscriveranno dal tuo canale, dal mio già l'hanno fatto, da tutto quello che però la mentalità vincente si fa che tu passi un turno, arrivi pure quinto e non ti senti il cretino di turno, fallimento, stracciare il tesserino, eccetera. Quest'anno abbiamo provato a fare la stagione e questo siamo usciti ottavi di finale di Europa League e quinto posto. L'anno prossimo facciamo ottavi e quarto posto. Dopo 3 anni, quarti di finale e siamo al terzo posto. Poi tu vinci lo scudetto, ma non ti è caduto dal cielo e ti è piovuto perché sei partito da un quinto posto ed un ottavi di finale in qua noi vogliamo vincere, non so per quale motivo, lo cantiamo allo stadio, saltando tutti i passaggi. Allora non sono io che vengo da una famiglia di matematici ed ero un mostro in matematica, lì sì, ho detto non è un'equazione o un'espressione dove papà dice se sei bravo devi saltare i passaggi, quelli non bravi fanno tutti i passaggi, queste operazioni devi sapere fare a mente. Non è un'equazione matematica e non è un'espressione quando si faceva alle scuole medie. Questo è calcio e non puoi saltare i gradini, tranne che non sei quella società là. Li devi fare le tappe. D'altronde noi abbiamo vinto lo scudetto, Maradona, cazzate. Siamo arrivati ottavi, siamo arrivati terzi e siamo arrivati primi e dovevamo rivincere l'anno dopo. Non siamo passati da 0 a un primo posto, ci siamo fatti ottavo, terzo che sapeva di secondo. Sì, ma fummo eliminati dal Tolosa con errori sbagliati di Maradona, palla interno, ma non volevamo uscire, eravamo neri. Ma perché? Perché Napoli non faceva le coppe da tanti anni, era ottavo l'anno prima e quindi non era riuscito ad arrivare nella Coppa UEFA. L'anno dopo era arrivato terzo e quindi dopo tanti anni tornava a fare la Coppa UEFA e quindi fu eliminato l'anno dopo a Real Madrid, poi incominciato ad andare avanti e poi ha vinto una Coppa UEFA. Serve un percorso che non ti fa dichiarare che sei fallito se arrivi quinto e fai solo gli ottavi di Europa League. Dici, quella è la base per costruire, però l'anno prossimo dobbiamo aggiungere una posizione e un turno. Invece no, è bello che siamo usciti, champagne, perché visto che siamo usciti, avete visto che infatti abbiamo vinto la partita decisiva col Milan, no? Perché noi impariamo dalle sconfitte così. Che cosa ti insegnano? No, non se ne può più, veramente è il giorno della marmotta. È vero. Domanda per il gentilissimo Gentile, oltre a tutte le citate... Io non sono arrabbiato né con i giocatori né con la società né con le amiche belline, cioè io sono arrabbiato con i colleghi perché è ora di alzare il livello. Vorrei capire, non sono per niente arrabbiato, non c'ho nessun minuto di collera, c'ho il sorriso, non devo venirmi qui e poi faccio la domanda, chiedevi scusa, vi ho detto non esisteranno le 7 sorelle prima giornata, occhio alla percentuale e tutte le cose che vi ho detto, non ne ho sbagliata una e quindi perché dovrei essere arrabbiato? Però ho detto, è ovvio che poi le persone, io sono nessuno, lo dico, stanno a sentire 3.000 persone e poi rendi la gente infelice o incazzata e non dovete essere né infelici né incazzati e soprattutto mai volgari e offensivi con gli altri. Vai. Oltre a tutte le citate questioni, organizzazione, struttura, potenza, esiste anche un problema aria di Napoli, un innato desiderio di essere sconfitti? Sì, che bello, questa persona, bravissimo. Mario Cuccaro. È verissimo. No, è molto intelligente. Mi piace questa non è manco una domanda, è un'osservazione. Assolutamente sì. Infatti io ce l'ho con un certo tipo di stampa che ragazzi, uno dei 7 pilastri per vincere lo scudetto non è solo avere almeno un organo di stampa amico, ma noi quando abbiamo vinto lo scudetto, vi invito sempre ad andarveli a rivedere quei bellissimi servizi, avevamo Italo Q come quello che faceva i servizi della Domenica Sportiva, che era la trasmissione, c'era solo di punta proprio sportiva, che erano coltissimi, bellissimi, ma soprattutto non ruffiani. Poi è chiaro che non era contro il Napoli, però non c'era né questa piaggeria né questa retorica. Io quando mi sono rivisti, purtroppo quando è morto Maradona, a parte le lacrime che mi venivano, dicevo mamma mia, ma quanto erano bravi questi colleghi, perciò io poi sono cresciuto con un certo tipo di cultura sportiva e anche con delle pretese
di volere il meglio, di volere Flavio Tranquillo, lo dico sempre, anche nel calcio. Dov'è Flavio Tranquillo nel calcio? Cioè un giornalista preparatissimo da un punto di vista tecnico, preparatissimo da un punto di vista della normativa, grandissima retorica del racconto sportivo, attento anche di concedere lo spazio alla sua spalla, cioè un fuoriclasse. Fabio Tranquillo è un fuoriclasse, non è un paraculo, non è un ruffiano, per me è un esempio. Allora, trovatemi Fabio Tranquillo, ho detto che attenzione, è un commentatore, ma scrive libri, io l'ho sentito dal vivo, è un fuoriclasse. D'altronde sono tanti anni che sta sulla breccia. Allora, noi prima avevamo un fuoriclasse con Newton Q, avevamo un personaggio casomai più popolare, ma attenzione che Necco era colto, amava l'archeologia. Adoravano Necco. Poi era una battuta ironica, non il qualunquismo, che serve anche per stemperare gli animi. Allora questa osservazione è verissima, per alzare il livello dobbiamo pretendere di più e non dobbiamo essere scimmiottati in convinzioni che poi non sono vere. Perché poi alla fine, e visto che mi hanno copiato una domanda in conferenza stampa, ha detto il Napoli in queste stagioni ha fatto 8 punti, le altre squadre ha preso, non tutte, io ne ho prese di più, ho preso anche i cartellini gialli, i rigori, le cose, cioè. E vabbè, sì, e appunto, perché ti deve rispondere Spalletti? Io non avevo il Napoli, ti doveva rispondere, quindi non è un mio problema, ragazzi. Queste partite si preparano da sole. Ma che significa, Valerio, queste partite in italiano? Io non disturbo mio fratello, che è un professore severissimo universitario, perché per quanto ci vogliamo bene, più che fossimo padre e figli, fratello e fratello, fidanzati, proprio ci adoriamo, non dico che mi ci manda, ma dico parliamo di altre cose, anche cazzate, perché l'italiano non significa nulla. Cioè, che significa? Che non ci guardiamo manco come giocano. Cioè, queste partite si preparano da solo, quindi andiamo in campo e vediamo quello che succede. Cioè, se analizzi la frase in italiano, quello significa. Non dici queste partite, siccome sono importanti, fai 12 sezioni al video, prepari degli schemi particolari difensivi, offensivi. No, queste partite si preparano da sole. Allora, proviamo a analizzare quanto ci prendono per i fondelli. Questa frase in italiano, mettetela in campo, non significa nulla. Che poi al massimo cioè, tu non vedi come batti il rigore. No, potrebbe solamente richiamare una questione di mentalità e di approccio mentale alla partita, che si prepara da sola perché stai giocando con una grande squadra, ma non è quello che ci interessa. Noi dobbiamo vedere perché con che sì sottopunta siamo andati in grandissima difficoltà. Esattamente, altro che non si preparano queste partite. Queste partite si preparano con una doppia attenzione. Se mai dici non devi stressare, ma lì dipende il quando. Ragazzi, il concetto, sono molto orgoglioso di avervelo dato, regalato del quando. Non è solo della partita, è lì tu puoi vedere che ci sono dei momenti dove i giocatori sono molto stressati, dici, e succede, no? Guardate, anche se siamo 2 giorni della partita, oggi giorno libero perché è controproducente una sessione in più di allenamento, come invece hanno bisogno di essere coccolati perché hai bisogno per la sicurezza di provare un po' di più certi meccanismi, ma questo lo sa l'allenatore, quindi altra cretinata si preparano da sola, ma queste cose poi cambiano in base alla partita. Un bellissimo video di Guardiola, che credo che non sia l'ultimo degli imbecilli degli allenatori, si prepara da solo, dove a un certo punto dice ragazzi io ho provato di tutto, ho studiato tutto, non so come giocheranno, mi arrendo, andiamo e facciamo quello che sappiamo fare, i primi 2 minuti 2-0 però distrugge il concetto che queste partite si preparano da sole. Luigi ci dice giustamente ci vorrebbero partite che si vincono da sole. Genio, vabbè, ma oggi siete in grandissima forma, quindi sì, no, forse aiuta anche, sai, la live il giorno dopo. A me fa piacere andare a caldo, però poi il giorno dopo ci sono quelli che veramente vogliono sapere, anche che hanno già scaricato un po' di tensione, e va bene così. Gianluigi ci dice non darei tutta la colpa alle ali che il mister fa giocare sulla linea dei terzini. E qui Guido te la integro così, non lo sappiamo, cioè ci siamo trovati noi a parlare spesso, no, delle pagelle, e tu mi dicesti una cosa che è molto giusta: prima di dare un voto, che chi siamo noi? A parte che non siamo insegnanti noi, quindi non diamo un voto a nessuno, ma noi diamo un voto, un giudizio. Dovremmo sapere
cosa è stato chiesto dall'allenatore al giocatore. Perché se io do un voto negativo a Politano e a Insigne, molto negativo perché non hanno accompagnato, o a Zielinski che non ha accompagnato Osimhen, presuppongo che Spalletti gliel'ha chiesto, altrimenti il voto va a Spalletti se io vedo Osimhen così staccato dal resto della squadra. Quindi il mister fa giocare sulla linea di terzini, lo intuisco che sia una richiesta di Spalletti, però vedo anche Spalletti e Politano litigare in campo, e quindi se non gli arriva la domanda, noi come facciamo? Dobbiamo intuire. Sono più breve, hai detto tutto bene tu, ti ringrazio che quel mio piccolo parere su come valutare i giocatori è una ragione per cui non ho mai fatto i temi alle pagelle, ti ha colpito, Sì. ed è così, è onesto secondo me, a prescindere dal fatto che sono schizofreniche, no? 4,5 Mertens, 4 Mertens, non ha toccato palla. Io poi me lo sono dovuto rivedere perché veramente ho detto meno male che non mi drogo, ho detto ma forse veramente ero sotto stupefacenti, non ho visto gli ultimi 15 minuti della partita e me ne sono rivisti e ho detto no, questo. Il punto è che ieri il Milan ha giocato molto bene dal punto di vista tattico, il centrocampo è stata la chiave di lettura con le loro due mezzali, ha cambiato modulo, andate in sofferenza, il Napoli ha avuto il 41% delle sue azioni d'attacco, ovvero l'80% preciso, l'ho ricontrollato, dai due fasce. Pioli se le partite si preparano da sole, ricordati, quindi Gattuso out, tutti questi luoghi comuni. Perché? Perché Napoli palleggia molto bene, se l'è vista che sta palleggiando molto bene. Dove ha perso ieri la partita, l'abbiamo visto il Napoli, che quando ha perso il palleggio, non solo l'ha perso, ma non aveva la forza, la capacità, la lucidità, l'organizzazione per recuperare non solo velocemente, ma anche lentamente la palla. Quindi poi la palla la recuperavi quando sbagliava lì il Milano, andavi un calcio d'angolo, cioè. E queste sono chiavi di lettura. Quindi Pioli ha scelto di far giocare, ad esempio, ieri il Napoli sulle fasce, perché i terzini del Napoli sono scarsi. Non crossano, non c'è problema. Perché la gente confonde, perché viene detto male in televisione, un cross e un traversone. C'è un calcio al pallone che avviene negli ultimi 16 metri oppure prima degli ultimi 16 metri, dove la pericolosità è diversa. Perché le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti. Chi parla male pensa male, chi pensa male vive male, Palombella Rossa. E aveva ragione. Trend negativo, si arrabbiava quando il giornalista diceva il trend negativo, lui schizzato, trend negativo, ma le parole sono importanti, chiusa parentesi cinefilo. E quindi noi dobbiamo vedere non solo la richiesta di Spalletti, non solo lo stato di forma dei nostri giocatori, ma anche come le altre squadre, che non è che sta lì per farci vincere, interpreta le partite. Quindi questa domanda molto intelligente ci dà la possibilità di vedere che c'è un primo livello di lettura, un secondo, cioè quello che ha chiesto l'allenatore, un secondo livello di lettura, uno può essere più in forma e meno forma, no? LeBron James a 37 anni, l'altro giorno, con la sfida epica con il Golden State Warriors, ha fatto 50 punti, 51 punti, ed è il primo giocatore al mondo a aver superato i 50 punti come giocatore più giovane della storia dell'NBA, come giocatore più anziano della storia dell'NBA, ha superato Michael Jordan. E non è che sta sempre in forma in quel modo, no? E anche se LeBron James, ho detto, perché i Lakers stanno andando male nonostante LeBron James, quindi lo stato di forma non sono robot. È il terzo punto. Esistono gli avversari che possono essere più o meno bravi, più o meno preparati, possono interpretare male una cosa, possono prendere perché le due ammonizioni prese subito hanno pesato nell'aggressività poi di Rachmani o di Koulibaly, perché il gol preso dal Napoli, ti devo fare una confessione che non sa nessuno, manco mio fratello, questo vi attinerà molte critiche, soprattutto dei colleghi. Io mi segno qualunque cosa, anche inventandomene, e c'ho una statistica tra i tanti parametri, non solo il gol, tiri, tentati, cose di Insigne, dei gol presi dal Napoli sul passaggio sbagliato di Insigne. Siccome adesso si dice Insigne 118 gol, ha superato Maradona, e noi colleghi, ha superato Maradona, io non ti rispondo, Carlo, non vi rispondo, anzi lo del lei, cari colleghi, perché la statistica di gol presi sul passaggio è molto alta. Pensate solo quest'anno,
Inter, Barcellona. Il gol più clamoroso fu Napoli-Juventus, la partita veramente scudetto, +4, andavi a +7, sbaglia la prima volta quel passaggio, sbaglia la seconda volta, il contropiede Higuain, para Reina, calcio d'angolo, sbaglia la terza volta, sbaglia la quarta volta, fa gol e è tua colpa. Se vi rivedete la partita, ieri passaggio, sempre quel tipo di passaggio che fa Insigne lì, contratto, lui va a far fallo, facciamo la punizione, magari la punizione invece come quella di Politano che ha tirato al secondo anello, la tiri un po' di testa, un tiro sbagliatissimo, ma meno rasoterra, perché se tiri sul secondo anello non è né angolo, né parata, né ribattuta, e quello ci mette lo zampone perché è un campione del mondo ed è imparabile, anche se... Però c'è questa statistica. Koulibaly ha sempre rotto la linea, andava meglio Maksimovic, che è meno forte, meno tecnico, meno fisico, meno veloce, ma io le partite che le guardavo con attenzione, dice, mamma mia, dal campo rivedevo, c'ha questo difetto. Abbiamo visto la partita con l'Inter, lì vi fece vedere screenshot su screenshot, Koulibaly che sta troppo fuori posizione, poi diventa quello più arretrato da che più avanzato là, e ci abbiamo tenuto in gioco Dzeko. Ieri lui ha tenuto in gioco Giroud, ed era l'unico della linea del Napoli staccato. Difetti che certi giocatori che io amo e amerò fino all'ultimo giorno che indossano la maglia del Napoli, non è una detto, l'altro giorno abbiamo detto bravo Insigne, quel passaggio alla basket, alla pallanuoto geniale, però sono dei difetti che ci portiamo avanti e che devi mettere in conto. Guido, visto che sei molto preparato sulle statistiche, attualmente la differenza reti del Napoli di Spalletti è migliore di quella di Gattuso? Scusa, te lo dico immediatamente. Quello che è proprio subito. Allora, il Napoli in questo momento ha effettuato 444 tiri, 148 nello specchio, ovvero 15,85, 5,2 con 49 gol. L'anno scorso a questo punto del campionato aveva tirato 438, un po' di meno, ricordiamoci che era stato tutto un girone senza Mertens e Osimhen, ma 204 nello specchio, 204 rispetto a 148, con Valerio ben 59 gol, che non sono pochi rispetto a 49, e 6 rigori invece di 10. Purtroppo aveva subito 31 gol rispetto ai 22, quindi potete fare, ma pochissimi tiri in porta. Quindi l'anno scorso il Napoli a questo punto della classifica aveva subito 270 tiri rispetto ai 295. Il problema è che quelli facevano sempre gol quando ci tiravano lì. E 107 rispetto ai 99, quindi siamo lì. Quindi anche dal punto di vista statistico il miglioramento è che erano molto, il 29% di realizzazione in passivo e il 20% quest'anno. Il problema è che noi abbiamo il 33%, il Milan ha il 40%, è sceso il 40%, 33,1%, attenzione, quindi non è un 33% abbondante. Quindi eravamo più propositivi in attacco. Per dire, l'anno scorso avevamo battuto a questo punto 167 calci d'angolo, non significa nulla, eravamo la seconda dopo l'Inter, ne abbiamo battuti 150. Quindi anche quello comunque significa sul fondo, significa proprio produrre. Sì, cioè è un gioco più offensivo, nonostante la partenza dal dietro che ci faceva un po' sperare. Visto che il Napoli ha difficoltà a giocare la palla tra la linea di difesa e di centrocampo avversaria, quali interpreti dovrebbero inserire per avere l'ultimo passaggio? E questa, vedi, è un'altra domanda interessante, perché dove noi manchiamo è un po' per personalità, perché non abbiamo quei giocatori. Se Fabian Ruiz è molto arretrato e Mertens out, io ve l'ho detto, è un mio sogno 150 gol, ma vi dissi, noi non lo vedremo più in campo, pochi minuti. Non mi fate dire perché, per come, e l'ho detto con larghissimo anticipo. E lì innanzitutto servono i giocatori, perché pur tu devi avere il giocatore che ha la personalità, che non è che poi torna indietro, che sia il terzino, che sia il trequartista, non è solo una questione di sistema di gioco, di modulo, e noi purtroppo non ce li abbiamo, perché non è Zielinski è un uomo di strappi che controlla bene, non è Insigne, perché Insigne è l'unico passaggio, è quello dal lato che taglia tutto il campo per inserimento di
Politano che si è fatto male e Politano lo fa. Quindi servono quei giocatori che lo hanno non solo proprio nelle loro corde calcistiche, ma poi sempre una questione non in allenamento, in partita, che tu anche se ne sbagli 3, perché te lo contrastano quel pallone non si sbaglia, nel senso tu non è mai sbagliato, anche perché sei a 70 metri dalla porta, lo devi fare. E poi è una cosa che mi è piaciuta, passare in qualche momento della partita 4-4-2 o 4-4-1-1 con una persona che si affianca, teoricamente lo farebbe un po' Zielinski, ma veramente Osimhen sta da solo nel deserto, c'è troppo campo a volte tra lui e il resto della squadra, sia perché lui se ne va troppo in profondità, sia perché il resto della squadra sale male, cioè sta salendo con tempi elefantiaci. Anche ieri ci sono state delle azioni, dice, e poi non saliva nessuno dall'altra parte, c'è stato un passaggio sbagliato di Fabio, però dall'altra parte non c'era nessuno. Alla fine l'unica grande azione in profondità è stato quell'esterno meraviglioso di Fabian che ha messo sulla corsa Osimhen, che se non sbaglio quella è l'azione del rigore, che nasce da una partenza dal basso, da una bella uscita sempre sulla fascia a destra. Però ho detto servono interpreti, ragazzi, e noi li abbiamo fatti fuori man mano tutti, e non è quindi se accetti di giocare con questo modulo devi poi accompagnare con molti uomini l'azione, cosa che abbiamo fatto molto bene per un periodo della stagione, dobbiamo dirlo, Valerio. E se non accompagni più l'azione, allora devi avere giocatori che hanno la personalità, il Platini che era meraviglioso in questo, che ti illumina, o Totti a fine carriera, che anche da fermo veramente te la metteva dove voleva lui la palla, ma noi non ce l'abbiamo nella squadra. E questa proposta di formazione di Francesco, che è bella da vedere anche in campo, mi piacciono tutti gli interpreti che mette, ovviamente sarebbe un cambio di modulo, perché dice giocare in attacco a 3, Mertens, Osimhen, Lozano, centrocampo solito, Anghissà, Lobotka, Fabian, e quindi un 4-3-3 a tutti gli effetti. Però caro Francesco, io te la liquido purtroppo così, non vediamo Mertens sulla fascia perché Spalletti non lo mette, non credo che voglia cambiare modulo a prescindere, e Mertens l'abbiamo visto solamente oramai fino ad ora col contagocce sotto punta, quindi no, è dietro nelle gerarchie di Aunas, quindi ragazzi, di che cosa stiamo dicendo? È un finale veramente non per lui, non per le sue prestazioni, per la sua volontà, perché ci mette veramente, oltre che l'anima e la voglia, il talento in quei pochi minuti che gioca, ma è un finale, lasciamelo dire Valerio, indecoroso. Ecco perché io ho insistito molto sul dolore di Maradona, perché poi tutti adesso, io l'ho già vissuto, ero piccolino ma me lo ricordo, sono 2 stagioni che c'è una campagna denigratoria, non è mai stato amatissimo da certa stampa, Mertens in vecchio, Mertens in anziano, Mertens in vecchio. Questa cosa però lo stesso sito non lo dice di Ibrahimovic, che sta sempre infortunato, grande campione, non ha toccato palla, Ciro Mertens ha sbagliato a Milano, è martellante, vedrà pochi minuti, siamo tanto bravi dopo a dire gli volevamo bene gli eroi, ma io non dimentico le gioie, non dimentico i dolori, non dimentico le cattive abitudini, la maleducazione, non dimentico le frasi, ed è un grosso, permettimi Valerio, un po' come Spider-Man, no? Questa è la mia maledizione, no? È una grossa maledizione perché significa soffrire tanto, perciò io sbaglio, ti chiedo scusa a volte con voi che divento molto protettivo su analisi che possono sembrare negative, disfattite, non lo sono per nulla, ma perché quasi come se fossi tutti fratelli, sorelle e fratelli miei, vorrei evitarvi i dolori, non solo che ho vissuto, per una persona che ha buona memoria vive costantemente, perché poi se le ricorda, no? Meglio scordarsi. Però è una soluzione molto interessante, molto di talento, che come dice lì, poi Fabian, Guissà, Lobotka, tanta roba, sia come sostanza come qualità. Lobotka è uno stato di forma, anche ieri comunque si è disticato bene, però è in inferiorità. Chiaramente Lozano che ritrova la condizione quest'anno è stato sfortunato, però io ormai sono abbastanza rasserenato sul fatto che lo vedrò 8 minuti, 15 minuti, tranne infortuni di
che non augura a nessuno stravolgimenti. Questo è il finale di Mertens, il miglior marcatore della nostra storia, che è dietro un as. Vabbè. Valerio, ricordi quando ti L'anno ricordavi? prossimo, Valerio, quando Napoli farà 58-62 punti, te lo dico oggi, stasera. Ragazzi, ve lo dico, segnatelo. Come quello là dice il gentile, siccome a Napoli ha vinto una partita, che lottiamo per lo scudetto. Stiamoci molto attenti. Napoli ha -6 nella classifica tra andata e ritorno, è la peggiore squadra dopo la Fiorentina, cioè l'Inter è a -8. Ragazzi, l'Inter ha già vinto la partita col Bologna, non ci prendiamo in giro. L'Atalanta -6, ma deve recuperare la partita. Cioè il Napoli è la squadra che è peggiorata di più e deve vincere lo scudetto. Allora, la mia memoria che funziona, non si è mai visto che una squadra che fa meno punti nel girone di ritorno vinca uno scudetto. Questa è abbastanza logica, questa è abbastanza e voi logica. vi volete far prendere per i fondelli a questa maniera. Io da fratellone ci terrei a non farvi prendere, dice, ma prima erano -3, tutte -3, quindi se tutti sono -3 e tu hai chiuso a 39, l'Inter 46, tu dovevi fare un po' meglio. Questa è la classifica che vi ho sempre detto dovete guardare. La Juve ha +8. La Juve ha superato già il Napoli, vale? Tranne cataclismi, e non perché dice Ri sono fissato. No, io sono un analista, 21 anni, non sbaglio una classifica. Vediamo si è abbassata la media scudetto, quello sì, abbiamo visto in questo gioco. Però anche il famoso crollo dell'Inter, attenzione che nell'Inter, nelle ultime partite, comunque non ha fatto 8 punti in 8 partite come il Napoli nella fine del girone di andata, ne ha fatti 9 che possono diventare 12 che poi possono diventare 15 in queste prime 9, diciamo, partite, diciamo, per ora ne ha 12. Il Milan dove sta il crollo? Io ho detto che 18, la Lazio ha fatti 15, la Juve 19, quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè tu stai facendo meno punti nel girone di andata, ti sei un po' avvicinato perché c'è stato un rallentamento, però io non ho mai visto chiudere uno scudetto in una squadra che fa 39 punti in girone di andata e incomincia a farne di meno, quindi sta viaggiando sui 75-74 punti e vince lo scudetto. Ma stiamo impazzendo, ma dobbiamo prendere per i fondelli le persone? No. Il +4 che qualcuno vuole portare avanti per fare sempre il paragone, perché così è, perché poi se vuoi fare il paragone, il +4 va come si dice, parametrato del quando dell'anno scorso, perché +4 rispetto all'anno scorso, ma in questo momento in cui il Napoli comincia poi la rincorsa incredibile e fa la seconda parte del girone di ritorno pazzesco, dove ha una media quasi da scudetto, ma Spalletti invece lo ha fatto prima. Il problema è questo, che Spalletti ha fatto il secondo girone di Gattuso, lo ha fatto all'inizio con quelle 8 vittorie, con quei pareggi eccetera eccetera, quindi si sta riequilibrando tutto e guarda un po', cambiano gli allenatori, puoi mettere Anghissà al posto di Bakayoko, ma alla fine Guido, cioè quello siamo e quello saremo. Quello siamo e quello saremo. Quindi la partita col Verona, io ve l'avevo detto, guardate, la nostra stagione si decide Cagliari, Lazio e Milan, abbiamo fatto 3 vittorie, anche 7 punti sarebbero pochi, ma tieni botta, la partita col Milan è una di quelle che intanto non devi perdere. Ho detto, quella con la Lazio, come l'ho definita, è come se tu hai inchiodato una frenata, che stavi prendendo un bivio, l'hai preso male, stai facendo marcia indietro, vediamo se facciamo marcia indietro e prendiamo il bivio o no. Hai fatto marcia indietro e hai ripreso il bivio sbagliato, quindi vogliamo... come immagini, e poi sì. Però attenzione che tu col Verona hai detto nella classifica comparativa se pareggi è un punto, quindi non vai meno, però siccome stai a -6 e tu dovresti incominciare a riprenderti di questi -6, non te li puoi riprendere la domenica dopo con l'Udinese che ne hai fatti 3, quindi facendone 3 hai confermato tutti 3, te li devi riprendere con il Verona e vediamolo, perché col Verona noi ci abbiamo perso, poi ci abbiamo pareggiato in casa, ci abbiamo ripareggiato in casa, aspettiamola. La domenica prossima sono tutti incontri col Genova, con l'Empoli, con i nostri avversari, incontrano squadre no ma aspettiamo, per ora il girone di ritorno è molto scadente, -6, questo dice, ed è pericoloso, è molto pericoloso. Sono moderatamente preoccupato perché la Juve ha ripreso a -4 e adesso ti giochi tutto con Verona, Udinese, Atalanta.
Io E sempre occhio che la Roma, se continua a fare singhiozzo, fa singhiozzo e quindi fa un quinto posto, sesto posto. E se la Roma entra finalmente in quel mood di entusiasmo, c'è sempre lo scontro con la Roma, c'è da pedalare. Io che ho detto, Napoli va in Champions e aumenta la percentuale di realizzazione offensive e accetta proprio fisicamente, moralmente, culturalmente di andare al punto a punto, che sia la Juve. A questo punto non è più la Juve ti supererà, è l'Atalanta. B, se la società incomincia a farsi sentire non vigilate, le telefonate, queste cretinate qui, abbiamo visto ieri anche dalle dichiarazioni di Spalletti, perché hanno pianto per una settimana e non ha pianto il tifosotto milanista, hanno pianto tutta l'intelligenza giornalistica milanista che ha portato. Ieri Orsato ha arbitrato male e ti dico dove ha arbitrato male. A me non interessa il rigore. Se un arbitro internazionale che ha arbitrato finali importanti in competizione non ti puoi girare dall'altra parte quando un giocatore ti prende in giro, calcia via la palla una volta, 2 volte, 3 volte, 5 volte. Perché lì è una questione di regolamento, non devi interpretarlo, non ho visto, non ho rivisto, mani volontarie, è molto chiaro il regolamento, l'ha fatto per tutta la partita, già nel primo tempo, con i 5 minuti nel recupero che mi sono fatto. Tu devi avere la personalità, c'è anche un quarto uomo che fronte il campo lo vede, uno è stato fatto con Orsato lì e il quarto uomo che era davanti vicino alla rimessa laterale, che tirare il pallone lontano dall'azione là è ammonizione. È condotta antisportiva. Lo puoi anche una volta non richiamare, però l'hai fatto fare continuamente una partita. Allora, queste cose, se permetti, io non mi fisso sul rigore, perché il rigore non c'è il VAR, dove intervenire il Vate che dice una cosa, non dice mai una cosa a favore del Napoli, quello con l'arbitro, non mi interessa. Io l'ho detto, non mi interessano, mi interessa che parli l'arbitro della partita, non quello di Medias, non quello della Rai, perché ognuno dirà la sua. Mi interessa che cosa ha visto Orsato. Però quell'azione di gioco è un'azione uguale per tutti, che non ha nessuna interpretazione, una volta posso far finta di nulla, ripetutamente in una partita mi dà fastidio, soprattutto in un momento di condotta di guerra. Poi non vai a far vedere, vedete chi vi sta guardando quando si sono scazzottati Osimhen e là. Allora lì hai visto e quelle cose lì non le hai viste? No, non mi sta bene. Non mi sta bene perché sono stato educato con solidi principi sportivi. Io non mi sarei mai permesso, pur avendo giocato cose inferiori, là, di mancare di rispetto allo sport e a un avversario. E quella è una mancanza di rispetto. Al massimo la lasci a terra e te ne vai, ti metti di fronte per non far battere velocemente, ma quella è una cosa che io non ho mai tollerato di nessuna scuola. Se lo fa uno del Napoli mi incacchio, lo dico prima. E ieri è stato fatto più volte. E lui si girava dall'altra parte. E non sei uno di quelli che ci hanno mandato che ha 14 partite in Serie A, sei Orsato. E lì vedi Orsato, nessuno mi toglie dalla mente che l'ammonizione di Giroud è fatta perché lui sa che ha sbagliato a ammonire Rachmani. Perché? Bravissimo, perché io l'ho subito in reaction ho detto questa ammonizione di Giroud non ci azzecca proprio, perché Ospina sviene ma Giroud non fa niente per... No, è fallo, ma si vede che non è un fallo cattivo, e io lo dico con tranquillità, non è un fallo volontario, è un'azione di gioco, è un intervento duro, una carica sul portiere, che tu giustamente sanzioni per quelle sanzioni là, ma la lezione è perché lui sa che c'era fallo sull'altezza del calcio d'angolo, ci siamo presi un contropiede e Spalletti è andato a dirglielo. Sì. Coda di paglia e hai voluto compensare, hai fatto male 1, 2 o 3 volte. È vero, ho avuto la stessa sensazione. A dimostrare la mia onestà intellettuale, quella è una munizione di compensazione. E non funziona così, perché hai sbagliato, quella munizione comunque non la devi dare, anche se hai sbagliato a nostro sfavore, non la dai. Non aggiungi errore. Ha sbagliato, non ha dato il fallo, poi Rachmani fa quell'intervento e c'è la munizione, è giallo sacrosanto. È chiaro che se tu fermi l'azione prima non ti prendi quel giallo, però appunto quell'azione lì non è... Quindi, che poi lo stesso su Lozano. Vabbè, noi abbiamo visto Mertens che prende un fallo clamoroso, poi si va a riprendere la palla con la stessa tipo di spallata e dà il fallo 2 secondi dopo gli dice guarda che è la stessa cosa, dice. Sì. Però di cosa parliamo? Ho detto, noi abbiamo preso questa politica e non pagherà, perché poi se perdi la Champions per un punto puoi fare a gara di quante
partite da recriminare, ma e la terza cosa, è la terzo obiettivo, no, delle cose che ti fanno andare in Champions. Gli altri devono crollare, non stanno crollando, sta rallentando parecchio l'Atalanta, bisogna vedere se mette la quinta oppure no. Quindi di queste tre condizioni non se sta verificando nessuna, stai ancora a galla perché l'Atalanta è indietro e ha fatto maluccio in questo inizio del girone di ritorno, quindi molto occhio, secondi per distacco, cose, sogno scudetto. Si passa molto velocemente poi a Napoli, ma in fondo noi lottavamo per la Champions. No, coerenza. Se fino al giorno prima hai rotto l'anima che è una rosa da scudetto, deve essere una rosa da scudetto, che l'anno scorso era lo scudetto e Gattuso è scarso, perché poi come la metteremo, no? Gattuso è scarso e ha fatto finale, vittoria di Coppa Italia, semifinale di Coppa Italia senza squadra, perché non aveva squadra, è stato eliminato agli ottavi di Champions League e ai 16esimi in Europa League, come quest'anno noi, però eliminati agli ottavi di Coppa Italia malamente dalla Fiorentina. Vediamo quanti punti, perché sarà scarso. Tu pensa se facciamo un punto in più con un allenatore che è molto più forte rispetto a uno che è stato distrutto, che sembra che Attila in confronto era Gandhi. Allora, pigliamo più domande, Guido, perché stiamo parlando tra di noi. Scusa. No, perché assomigliava sempre di più alle nostre conversazioni private, che sono... Mi taccio, vai. Interessanti. Questo passaggio ci porta anche un attimo in ottica mercato, ma significa in generale quello che è il peso del Napoli. Ti ricordi quando ti parlai dell'affare Napoli-Zaccagni, che poi non si fece ovviamente? Pare che la Juve abbia fatto una controfferta per Oliveira, terzino sinistro di cui si è parlato anche a gennaio. Meno male che era già fatta. Questo messaggio è un altro problema del Napoli e collego questa cosa con l'osservazione di Giancarlo Scappal. Secondo voi il problema del Napoli può essere anche Giuntoli? Abbiamo l'esempio Gatti, Giuntoli l'aveva individuato. No, io non sono amico dei procuratori come dei direttori sportivi eccetera, ma io ho detto Giuntoli è uno bravo e c'ha fame, è una rivista, poi andrà alla Juve e vincerà lo scudetto con la Juve. Io questo lo vedo se non prendono un altro. Napoli è una società stranamente lenta, l'abbiamo detto più volte, no? Soriano, quanti giocatori era fatta, ed è lento, l'abbiamo spiegato in più live per questa questione Chiavelli che comanda di fatto più di Giuntoli. De Laurentiis si fida ciecamente e ha preso sempre più potere. Chiedete a Antonio Corbo quante ne dice, quindi battutine su Chiavelli. Però è un problema vero, nel senso che una società piccola e snella come Napoli quantomeno deve essere rapida per i giovani talenti. Non ti prende Benzema e lo puoi anche accettare, quindi la letteratura su questi mancati acquisti già dati per fatti è molto lunga. E poi ci sono anche altre situazioni, e sono stato più rapido, di giocatori che non sono voluti a venire per ambizione. Vedi Barella e i giocatori del Milan e dell'Inter, no? Che Napoli era fatta, cioè si erano messi d'accordo con la società del Cagliari, però hanno preferito andare a giocare nelle milanesi. Chiaro. Filippo ti chiede, buonasera a tutti, reitero la domanda fatta 21 giorni fa: pensate che l'Atalanta abbia ancora la forza per arrivare in zona Champions? Grazie per la cortese risposta. Io non penso, io ho solo la preoccupazione e il timore, sono rapido, anche perché se la sono comprati gli americani, noi siamo un vaso di coach, quindi la Roma l'anno prossimo sarà forte. Vediamo, cioè la partita decisiva adesso è diventata col Verona, cioè da Napoli ha un solo risultato, prescinde dagli altri, la vittoria. Con l'Udinese c'è un solo risultato, la vittoria, e poi si va a giocare tutto con l'Atalanta, dove non devi perdere. Se vince queste due partite sicuramente intanto conserva il vantaggio che ha. L'Atalanta può accorciare con la partita che deve recuperare, non sapremo quando. È chiaro che se ne stecca una di queste due, ragazzi, finisci nel cono d'ombra. Con l'Atalanta a distanza prima dello scontro diretto, in modo tale che veramente esattamente lo possiamo ingerire bene. Esattamente, cioè tu non devi andare con la paura di perdere, che poi dici ma avete le motivazioni, ma queste cose. Quindi è una saggia e moderata preoccupazione, non è né allarmismo né disfattismo né pessimismo,
anche alla luce del fatto che negli ultimi 3 campionati l'Atalanta poi nel girone di ritorno mette il turbo e fa 40, 42, 43 punti. Sta andando così. L'Atalanta ha meno 6 rispetto al girone di andata, però deve recuperare una partita, potrebbe andare a meno 3. Quindi, occhio. Vediamo. Allora ti faccio una domanda, che poi sono 3 domande che condenso in una. Meglio. In un campionato di basso livello come questo, con Sarri si poteva vincere questo campionato, e lo lego a 15 anni di ADL sono pochi come percorsi per arrivare alla vittoria, e la chiosa che poi lega queste due domande è l'osservazione di Losco: Guido, consentimi, il nostro percorso di crescita l'avevamo fatto e poi siamo stati depressi da una squadra e da un sistema che ha imposto un vincitore, e quindi si ricollega più o meno a quell'annata dei 91 punti di Sarri e quindi del percorso che in realtà si era fatto. Quindi per qualcuno noi quello scudetto, anche se non ce l'abbiamo vinto e ce l'hanno tolto. Comunque Losco è meraviglioso, c'è un figlio meraviglioso, ed è un'osservazione che anche le persone più calme, più sagge fanno, perché rimane un grosso dolore sportivo, lo accetto. Allora, risposta: secondo me manca una partita di 3-7 vinciamo con Sarri. Prima risposta: Sarri è un teologo del calcio, uno studioso del calcio, non è un allenatore. Gli allenatori a un certo punto devono fare pure una mossa sbagliata che ti portano a vincere, e certe cose sono istintive, te lo danno il campo, poi non è che tutti sono bravi, e a volte la ruota gira, no? Perché un po' contro la Lazio? Sì, esatto. Su quello scudetto io ho detto la prima volta è colpa della società, la seconda la società dell'allenatore, il terzo è solo dell'allenatore, perché comunque noi uscimmo deliberatamente dalle coppe la settimana tipo e perdemmo 2-4 con la Roma, il gol al 94esimo, se no era 1-4 di Mertens. Pareggiammo 0-0 in una di quelle partite dove pure quella non battemmo una rimessa, una punizione a Milano con l'Inter, 0-0 col Milan. Pareggiammo con il Sassuolo e andammo a giocare a Torino a meno 4, ce lo dobbiamo ricordare, a meno 4, non andammo a giocare a meno 2. Quindi il Napoli, ve l'ho fatto già vedere, aveva tutti i parametri calcistici, statistici, punto, il gioco di San migliori, ma nel calcio non è la pallacanestro, il calcio è un po' come il tennis, Valerio, puoi anche fare meno punti dell'avversario ma vincere. L'importante è che tu dalla palla break sei decisivo, poi hai vinto tutti i servizi ai vantaggi, e una volta quello ti ha dato la palla break, ha vinto tutti i giochi a 0, mentre tu tutti i vantaggi. L'unico gioco dove sta arrancando e che ti concedono la palla break, boom, gli fai il break e vinci 6-4. Però se vai a vedere i punti intendo 15-0, 30-0, no? Quello ha fatto 43 punti, tu ne hai fatti 37. Dici, com'è che ha vinto 6-4? Perché sono quelli. Il calcio è un po' così, anche se è uno sport di squadra, quindi conta molto il quando, anche da un punto di vista psicologico, cioè la sconfitta di ieri psicologicamente per le avversarie, come si chiama, è sangue come una vasca di piragna. E sul fatto del percorso, allora ti rispondo, voglio venire un po' a te, un po' a me, a metà, cioè vogliamo dire a 3/4. Sì, l'avevamo fatto secondo me non abbiamo fatto un percorso, non voglio venirti incontro, cioè, abbiamo fatto un percorso nel senso che era una squadra che giocava molto bene a calcio, era molto organizzata, tremendamente organizzata in maniera meccanica, molto forte come coperta di Linus, perché forte di questa sua organizzazione si sentiva forte perché sapeva far bene quelle cose, però per vincere serve qualcosa in più. E quindi a noi è mancato quell'ultimo step per essere una squadra vincente, e questo percorso l'abbiamo poi buttato alle ortiche con Ancelotti, non proprio perché si è deciso di fare, non si è capito poi che cosa abbiamo fatto quegli anni con Ancelotti, questo è il grande dubbio, no? Però sì, diciamo, perché a questo punto secondo me quella è stata la migliore rosa dell'era De Laurentiis. Altra cosa che non ho risposto, De Laurentiis, me lo ricordo bene, un paio di volte, solo 2 volte l'ha detto, a metà del suo percorso, della sua esperienza napoletana, disse che voi volete vincere. Fece lui la domanda: dopo quanto ha vinto Fellaini? 18 anni, presidente. Quindi c'ho tempo, dai, ecco, è arrivato al 18° anno, e quindi sappiamo che non ha eguagliato Fellaini dopo 18 anni.
diciamo sì, sono abbastanza 15 anni di Serie A per soprattutto questa Serie A che per tanti anni ha avuto tutte squadre fallite, cioè una Serie A dove tutte le squadre, tranne la Juventus, hanno cambiato società 3, 4, 5 volte. La Lazio 2 volte, l'unica insieme, ma tutte, ragazzi, l'Inter, il Milan, la Fiorentina, il Parma, la Roma. E continuano a cambiare, anche le piccole, continuano compravendite. E quando mai tu ti sei trovato in una situazione così favorevole? Feci vedere il bilancio, no? Che quando la Juve andò in Serie A, Napoli in Serie A erano vicinissimi, i bilanci, fatturati, monti ingaggi, c'erano 20-30 milioni di differenza, quindi era un giocatore e non hai vinto. E adesso la forbice è amplissima, anche dei debiti. Guido, ma quale allenatore preferisci allora? No, ma io Spalletti a me piace, difendo, come ho difeso, ho avuto tutti bravi allenatori, tranne Ventura. Poi è questione di sfumatura, come far giocare la squadra, cioè Benitez è un lusso che non c'è esasperato di Mazzarri a europeismo più accentuato di Benitez. Sarri veniva dalla provincia, un teorico del calcio, ma lo conosce bene, ha fatto giocare benissimo la squadra. Ancelotti, che ti vai a dire, no? Gattuso era interessante fare un progetto triennale, diciamo, un allenatore giovane gli do tempo perché è giovane, quindi non ci diamo obiettivi esasperati. Spalletti, quindi tutta la scelta degli allenatori non possiamo lamentarci. Poi il carisma, la personalità, la simpatia, il carattere, lì va nel gusto personale, però scapocchioni non li abbiamo messi sulla panchina del Napoli. Veramente sono imprenditori capacissimo, intelligente, non metterebbe mai un imbecille sulla panchina del Napoli, ragazzi. La preoccupazione mia è che, l'ho detto, da quando ha preso il Bari il Napoli non va in Champions League e mi preoccupa molto. Però se chi preferisco, io preferisco un allenatore europeista che abbia un, ecco, se dice, quindi metti un nome, il mio sogno, sapevo che non sarebbe mai arrivato all'epoca, se vi devo dire un nome che non se lo cagava nessuno, era Klopp del Borussia Dortmund, adesso inarrivabile, perché mi piace quell'allenatore che ha un'etica sportiva incredibile, anche nel mondo, diciamo, generale, e quindi non lancia dichiarazioni che non c'entrano niente, che dice no, io sono sportivo, mi piace quello spirito molto rock, per citare Valerio, no, delle sue squadre, che sono verticali, propositive, coraggiose. Quindi se io dovessi un allenatore dei miei sogni, o più ancora di Guardiola, ma chiaramente dei sogni realizzabili, se volete un nome, non lo dico adesso che è famoso, quando cercava di contrastare il Bayern Monaco, era Klopp, adesso è diventato un fuoriclasse. Per dirvi un nome che mi è rimasto, può essere un allenatore interessante, l'allenatore che ha preso la Fiorentina, è da seguire per Italiano. Italiano, sì. Lo fareste giocare Insigne contro il Verona? No, ma Insigne gioca tutte le... Non facciamo queste domande. Insigne, tranne problemi fisici, è titolare in tutte le ultime 10 partite. Che non va apposta. Poi non giocherà e mi stupirò. Quindi si è sbagliato. Ma secondo me non esiste, anche per equilibri interni. E poi De Laurentiis sta a posto, perché tanto Insigne già se n'è andato, quindi qualunque cosa succeda non cambia il destino né della squadra né delle polemiche. Io in realtà dissi un'altra cosa, dissi che metti che Insigne fa una grandissima stagione, comincia a segnare gol in rovesciata, fa il gol decisivo che ti manda così, è una tragedia lo stesso, perché tu hai lasciato andare un campione che ti ha fatto vincere, allora non vuoi rivincere. Quindi avevo preparata una tragedia anche in caso di grande finale di Insigne. Non sta facendo questo finale, la piazza se ne fa una ragione, anche gli amanti di Insigne e quelli che ci erano rimasti male, perché non ci dà un di più. Però se non sta giocando bene ci inguaiamo noi stessi anche nel finale di stagione, perché ci serve un 11° giocatore che possa performare. Vedi, Angela ti chiede perché Spalletti non ha cambiato Insigne e Politano già dal secondo tempo, visto che soffrono le squadre fisiche, impalpabili tutti e due. Ormai ho fissato il nome di Angela Torre. Io non sono Spalletti, in realtà è una domanda molto intelligente, perché noi abbiamo
ne avevamo 3 giocatori e mezzo, quindi tu non puoi concedere tutto l'attacco, perché c'è uno tra Zelinski, Insigne e Politano a un certo punto, già veramente al 46esimo, poi parlandoci settimana, non è bocciatura, ripeto, non sono dei robot, tu puoi anche rendere meno bene durante una partita. Non lo vuoi fare, però al 55esimo gli dai altri 10 minuti, vanno fatti. Con i 5 cambi non sono più manco i 3, che quindi rischi di rimanere in 10 perché hai fatto subito 2 cambi, ne fai un altro e poi si infortuna un giocatore, mannaggia, li ho anticipati troppo. Tu l'ultimo te lo puoi anche tenere per gli ultimi 5-10 minuti per dire ma sia qualcosa, rimango in 10, però i 2 al 55esimo li devi fare, non lo so perché. Il fatto di Insigne, vorrei specificare una cosa: ragazzo d'oro, professionista esemplare, so che si impegnerà, ci terrà tutto quello che volete, ma una cosa è la volontà, una cosa poi sono le gambe, come ti rispondono, quindi spero che non sentire offese, eleviamoci da lui, in Mertens. Lo vedo anche dispiaciuto, ha detto ma non ci teneva, scherzare, ognuno ha il suo carattere. A Insigne l'hanno rovinato determinati colleghi e dei procuratori, perché le insegne di Zeman, i piedi sono sempre quelli buoni, era un pochino più aggressivo e spensierato, e secondo me non è, a parte la copertura tattica che gli ha dato Benitez, non è progredito, perciò non è diventato un campione, no? Quando Insigne becca una bella partita, avendo quei piedi, è una bella partita, quindi uno deve dire no, non possiamo essere ideologicamente contro di lui. Quando non la becca bene, diventa a volte anche irritante, perché non ha migliorato né i colpi, anzi è peggiorato nel dribbling, no? E nel tiro, e poi però ci serve da qui a fine stagione. Io lo dissi, dovrebbe scattare nella sua testa proprio di vivere non oggi è lui la penultima, ma come una gioia. Però è solo lui, sul fatto di che perché Spalletti, e chi lo sa, per prudenza, per paura, per distrazione, perché ci sono degli equilibri in squadra, perché non penso perché i sostituti stessero poco bene, perché Mertens non è infortunato. Lozano poteva essere, diciamo, un po' acciaccato. Elmas no, cioè c'ha gamba. Younes pure recuperato, quindi no, per una volta, non perché non avevamo, veramente ti giravamo in panchina, avevi un solo cambio, però non credo nemmeno che chiedendoglielo in conferenza stampa ti risponderebbe sinceramente, perché appunto ci sono dei equilibri di squadra, però è una domanda legittima. Sì, però almeno chiedeteglielo così, io intuisco. No, vabbè, tu gliela devi chiedere, poi che ti risponde, tu da giornalista gliela devi chiedere, senza fare polemica, non gliela devi chiedere perché giustamente, però ragazzi, se no che senso ha andare a vedere la partita? Cioè tu in base alla partita, a delle soluzioni di gioco, ti vengono in mente delle cose da chiedere. Ripeto, se no che senso ha? Infatti è tutto preconfezionato. Valentina Savino, Guido, Vale, secondo voi per ovviare al problema della solitudine del povero Victor e agli esterni underperformanti potrebbe aiutare a giocare con un doppio trequartista 4-3-2-1? Magari. L'abbiamo fatto in pochissimi momenti, in partite che dovevi un po' rattezzare, quindi non piace scusate, a Spalletti, e anche quando è un problema da risolvere, quello della solitudine dei numeri primi, che va risolto ieri, non domani, e a questo punto va risolto con chiamiamo un compromesso storico come della DC, il Partito Comunista. Un po' lui deve entrare in certi meccanismi, forse essere meno entusiasta, diciamo così, perché lui veramente vuole spaccare il mondo, si vede che ha una carica, un'energia. Poi fortunatamente non ha il passato, diciamo, perdente, negativo sulle spalle, i complottismi, cose, quindi lui vuole andare e vincere e basta. E un po' i compagni, un po', però non può continuare così, perché avete visto, è tornato, sono tornati tutti e produciamo meno azioni d'attacco, quindi non sono gli uomini, è lo stare in campo, anche il sistema di gioco non è quello, è come interpreti il sistema di gioco. Però non credo faremo con i due trequartisti, semmai io sono sempre convinto che un centrocampo forte che ti si piazza lì e che dia continuità alle azioni sia molto meglio di avere 50.000 punte. Però devi avere, e quindi io intanto punterei su sistemare un po', a me quell'idea
casomai di non mettere Mertens, però, che ci dispiace, ma Lobotka, Anguissà e Fabian Non male. la vorrei vedere. Tra l'altro, chiudo questa domanda, mi viene in mente perché quello è il famoso albero di Natale, no, di Ancelottiana memoria. Esatto. Anche con Ancelotti a Napoli non lo abbiamo visto questo albero di Natale, quindi dipende anche un pochino a volte gli allenatori si guardano intorno, dice questi giocatori possono performare meglio così, anche se ho un modulo preferito. Daniele Marconi, il nostro amico bellino tifoso della Juve, domani vedrete il servizio delle Iene, ci saranno gli episodi a favore della Juventus e anche quelli contro, mi è sembrato strano ma esistono anche i secondi, e si fa una risatina. Ah sì, vabbè, esisteranno pure i secondi, a volte bisogna vedere pure quanto pesano, nel senso che mi fa ridere, una volta i juventisti arrabbiavano per un Udinese Juventus, aveva vinto 6-2, no? Qua un rigore, sì, però hai vinto 6-2, non è che poi ti è costato punti, però il punto è che non cambiano le cose, cioè, ben vengano i servizi, tutto quello che volete, fu molto utile la crociata delle Iene, perché poi tutte le bugie su quel famoso episodio, non esiste qualcosa, non esiste, poi l'audio non è vero, e invece tutte balle, che viene ripreso tutto, promette il pulsante, cose. Però, ripeto, mi entusiasma poco, proprio perché non è che io sono contro, io sono per un sistema trasparente, lo vogliamo cambiare, non mi sembra che, perché poi tutti sbraitano, no? Cioè nessuno si lamenta. Avete visto quando Gasperini disse quella cosa? Io venni da te, Valerio, dissi lo rispetto, però lo aspetto perché non ci credo, perché ha sempre pià, e mai come questa stagione Gasperini ha rotto l'anima tutte le domeniche, lui che addirittura mandando a quel paese giornalisti, arbitri, cose, cioè Uscena oggi non parla. Allora, il mito che le squadre non si lamentano non è vero, si lamentano tutte le grandi società a seconda delle domeniche. Però non si lamentano e sono sempre gli altri a piangere, in particolare i napoletani, che invece paradossalmente non si lamentano. Casomai si lamentano dei colleghi, non li nomino e sbagliano. Però tradizionalmente De Laurentiis, se tu te le ricordi, la famosa sparata, l'eliminazione in Coppa Italia, dove tra l'altro il gol era in fuorigioco di rientro di Klose, oggi sarebbe annullato dal VAR, dove se la presi con i giocatori li mandò in ritiro, e la famosa sparata su Platini per il Dnipro, è l'unica volta quella cosa dell'Atalanta di pelare le patate. Però in 15 anni di Serie A De Laurentiis non è una costante presenza ogni settimana, anzi spesso il famoso Inter-Juventus non disse nulla, poi negli incontri estivi alla Di Maro fece ma siamo bravi tutti, però, e non lo dico da tifoso, qua lo sto dicendo da cronista, è ovvio che poi mandano quelle immagini, però sono quelli gli episodi. Le altre squadre è un costante, e si vede che paga, perché sennò non lo farebbero, e si vede che il sistema, nonostante sia una costante, non vuole cambiare. Quindi vedremo l'ennesimo servizio delle Iene e lo subiremo come l'ennesimo anno che non cambiano le cose. Vigiliamo. Poi, sì, vigiliamo. Allora, amici bellini, siamo quasi in chiusura, non perché insomma Guido è sempre gentilissimo, disponibile, sono io che ho il che fare ed è un mese molto particolare. Chiedo scusa se non sono riuscito a prendere tutti i messaggi, però la conversazione era secondo me bella, interessante e logica, e secondo me andava anche ascoltata. Emanuele, Valerio, Guido, ci vengono bloccati molti tiri e passaggi, pare che Ayukama Tedesco che cosce degli avversari. Non mi piace spammare, no, è colpa mia che non riesco a pigliare. Fate bene anche a ripetere. Colpa mia che oggi, dopo l'intervento, poi mi sono lasciato andare su delle considerazioni a largo respiro un po' lunghe. Era necessario. Questa domanda mi piace moltissimo, e quindi questo signore è uno che guarda con attenzione le partite, e noi dobbiamo fare i complimenti quando ci sono questi interventi, vale? Perché poi tutti hanno il diritto, io non voglio togliervi i sogni, sognate, ma non solo sul calcio, ragazzi, sognate per il marito, la fidanzata, la moglie, il cognato, la figlia, i figli, cioè, che è più importante, per una musica, per il cinema, per un tramonto. Quindi sognate su tutto, non solo sul Napoli. E quindi uno dice: hanno giocato bene Di Lorenzo, ha giocato male Di Lorenzo. Quello che mi preoccupa è quando i numeri sono sballati, e in privato ti ho raccontato cosa lì,
e quando tu non vedi certe cose, un errore che noi a volte siamo un po' lei, quel terzo tocco, già ne hai fatti 2, e ci facciamo murare troppi tiri, ma al contrario non siamo così, tra virgolette, sporchi, come per esempio la Juve. La Juve è la principessa delle 1-0 delle partite, cioè, il record di tutti i tempi ce l'ha Allegri per partite, non so, ha superato le 70 per 1-0. E questo vabbè, ma questo come posso dire, oltre che si allena, signor Nasti, oltre che si allena, devi averlo un po' nel DNA, ed è un nostro difetto. Un po' più, quante volte è capitato, no? Hai fatto, Zelinski è uno di questi, te la sei aggiustata, te l'hai aggiustata, ma a volte pure la puntazza distinto, rubi il tempo al portiere e intanto rubi il tempo al difensore, perché poi dei tiri murati sono tiri che non ti producono parata, calcio d'angolo, un tap-in, una difesa in apprensione, e cosa grave, noi raramente li abbiamo murati, a volte ci siamo fatti autogol perché mettiamo il piedino delicato o la coscia delicata, no? Ne abbiamo fatti di autogol, quindi è vero, però A si allena e B comunque ci sono dei giocatori, cioè una cosa è Mertens, una cosa è Ravanelli. Mertens è un giocatore molto più di classe di Ravanelli, ha vinto però quei giocatori sono giocatori famelici, no? Più sport. Non puoi pretendere che Mertens diventi Ravanelli, perché sennò sarebbe Ravanelli, no? Penna bianca, per fare un esempio. Ciao Valerio, ciao Guido, sicuramente non vi ricorderete, ma già l'anno scorso quando venne esonerato Gattuso dissi vediamo chi è questo mago che viene e sistema tutto, non perché non apprezzi Spalletti. Cioè, questo possiamo anche integrare. Che c'è un nome simile a un attore, Frank Langella, quindi grandissimo attore. Che si può anche cinema integrare. E di teatro, quindi mi spiace deluderti, ma mi ricordavo. A proposito del comunque bravo Spalletti, forse sarebbe meglio meno filosofia e più pragmatismo, vedi di fare i cambi prima e perché no più spazio ad un as? Ma guarda, io mi ricordo perché la Barcellona azzurra, che non mi ricordo nemmeno se si è scritta da me, forse sì, però mi ha scritto un commento, dei commenti, è uno molto presente sul tuo canale, molto attento, lo vedo. Posso dire, Valerio, che forse in questo momento, non il silenzio stampa, cioè, non un pragmatismo, misurare un po' di più, un po' meno, lasciamolo un po' da parte sia il Vesuvio che Maradona, la benedizione, perché a tifosi, a signori, anche signori immagino, un poco più sale da zucca, sta cominciando ad andare sui nervi, soprattutto quando poi tu non vedi. Ragazzi, vogliamo gli stop fatti bene, poi pensiamo alla bella frase. Cominciamo dallo stop fatto bene, il passaggio che non è a 20 metri, cominciamo a farlo a 5 metri in preciso, poi torneremo a quelle frasi che comunque ci hanno emozionato, però io devo dire alta qualità oggi delle domande, sposo pure io, mi accodo a questa, non a questo auspicio, non questa richiesta. È il momento di fare le cose semplici, il passaggio semplice, lo stop fatto bene, guadagniamoci il fallo laterale quando c'è una, e meno queste chiacchiere, perché non possono diventare dei boomerang, cioè da frasi emozionanti possono andare ai nervi, e lo capirei, nel senso che sarebbe del tutto umano. Legittimo. Raffaele ci chiede, anche se ieri non è riuscito a centrare molto Insigne e lasciare campo al terzino, pensate possa essere una variante tattica efficace? Sì, te lo devono lasciar fare. Ieri il Milan, avendo messo un centrocampo che ha proprio tolto il potere del centrale, perché se le studiate le partite, ha visto Mario Rui o Insigne che si interscambiavano nelle partite, che comunque creano superiorità, creano pericolosità, creano densità. Sì, sono d'accordo, ma sempre poi come ecco, un po' meno la partita si prepara da sola, è un po' più sicuramente analisi del video, ma l'hanno fatta. Poi bisogna ieri io penso che sono tutti delusi, e non solo i 42.000 spettatori e i giocatori primi, Spalletti,
probabilmente sono stati presi un po' in contropiede e non hanno avuto la capacità di attività, poi capiremo per stanchezza mentale, per paura, non voglio buttare la croce su nessuno, però Valerio lì serve Mascherano, no? Famoso, lì serve uno di personalità che in questi momenti della partita, no? Uscire dalle sabbie mobili, perché tu ti sei fatto un po' incartare, perché la partita non deve, Valerio, come posso dire, scivolarti via che sono passati 60 minuti, dice più 10 minuti anche se prendi un gol, no? 10 minuti di, importante che non ti prendi l'1-2 di sconvolgimento, però non puoi buttare via un tempo e purtroppo noi giocatore di personalità o uno o due giocatori tu li vedi, no? Ciascuno cerca qualcuno e poi cerchi la soluzione più facile, il passaggio all'indietro, temporeggiare, no? No, la tenti l'imbucata, non fa niente, ho detto non è stata lunga, la seconda, la terza, anche perché dietro ti tiri i pericoli, davanti male che vada non è andata da nessuna parte. Ieri c'è stato a un certo punto un lancione di Ospina, uno solo così lungo, che sembrava una classica palla persa lì, presa poi dal portiere. E però ad andare avanti, sì, me lo ricordo, il Milan si è incartato e poi ti ha regalato una rimessa laterale. Diciamo, è stato un invio un po' lungo, un po' disperato. Stai sicuro che nella tua area di rigore gol non fai, male che vada riesci a uscire bene dall'area. Dall'altra parte forse non fai gol ma non lo prendi. Allora, poi dice, Napoli ha avuto ieri il 60%, sì Valerio, ieri Napoli ha avuto il 60% di possesso palla, però nessuno ti dice che ha avuto il 60,8% di possesso palla nella sua tre quarti. Sì. A me quello interessa. L'ho letto tra le altre cose che si è giocato Ok, qualcuno l'ha detto. Meno No, male. no, l'ho letto, non l'ho detto. Okay. No, va bene. Raffaele ci dice che il commento aveva un inizio, dicevo che ieri dallo stadio, visto che sulla prima uscita Insigne ci accentrava molto, mi piace come idea la Sì, precisazione. infatti ha sbagliato dei passaggi in quella posizione del campo sulla tre quarti, pericolosi già nel primo tempo, e vai dallo stadio, la vedi molto bene la partita. A volte mi stupisco di qualche svarione di collega, ha detto che cavolo, perché vedi tutto il campo, vedi come è posizionata, le distanze tra le parti, sì, è vero. Attenzione che col Verona sarà una partita Verona e Torino, no? Più difficile col Milan, perché il Milan è stato ordinato ieri pochissimi falli, attenzione, solo che poi tutti nel finale che non aspetta che vi dico Il Napoli Milan. falli fatti Napoli è ridicolo nei falli fatti 7 e il Milan 15, però siamo nelle medie molto umane aspettatevi mo che andiamo a Torino e mo che col Verona e quindi è una soluzione dove lì devi guadagnare campo e falli, però non battere queste punizioni nel secondo anello ragazzi incominciamo a essere eravamo partiti bene quest'anno. Secondo lei lì c'è stato anche il fatto che poi non ci hanno dato più punizioni, abbiamo perso l'abitudine negli schemi che invece ci stavano facendo ottenere gol e punti. Sì. Serve ritrovare anche questo meccanismo, di avere il coraggio di rischiarlo lo schema. Non si è concluso, non fa niente, ma non voglio più vedere la palla Politano che tira una punizione alla baraustra del secondo anello, no, ragazzi, in serio, non so. Perché è una palla sprecata. Se non erano le migliori partite sono state quelle con Mertens e Osimhen insieme. Anche Petagna a me ha funzionato. Ha giocato pochi minuti, ma si è visto proprio quel giocatore che cuciva i due reparti nonostante a fine partita è tutto più difficile. E l'impressione quando avevo detto ma perché non l'abbiamo, non dico messo dall'inizio, messo prima, l'abbiamo regalato troppi minuti. Sì, però vediamo. Io non voglio parlare di Gattuso perché veramente non mi interessa né mio fratello né vediamo quanti zio. Aspetta, ci siamo accavallati, non ti sento più, ti sento bloccato. Ok, penso di averti ripreso. Vai.
Sì, forse siamo bloccati, però io sono rimasto in piedi. Ho preso un po' di cazzotti della ADSL, no, che è la fibra ottica abbiamo, che funziona No, come... non era per Però richiamare la peccato, cioè, situazione. Niente, siamo in ritardo, quindi non cerchiamo però di non peccato recuperare. sprecare lo bocca. No, stiamo... Vabbè, forse ci siamo risintonizzati con le linee, vai. Che succede? Parla tu. Meraviglioso. Ma siccome sta andando bene nella sua posizione, poi purtroppo si è infortunato, non è che lo in realtà dobbiamo ritrovare la qualità, perché non è che poi Zelinski la butta. Purtroppo Zelinski si accende e si spegne come un albero di Natale, e quando si accende siamo tutti contenti. Dobbiamo ritrovare la qualità, dobbiamo ritrovare la fiducia di rifare certe giocate che non stiamo facendo più, ragazzi. Non è che non le sappiamo fare, le facevamo, non le stiamo facendo più. Il perché non le stiamo facendo più? La mia idea, Valerio, è che quando ci sono purtroppo le partite che contano veramente, perché vedi, il Napoli ha battuto la Juve alle prime giornate, pesa di meno rispetto a un Napoli-Milan adesso, che 3 punti che hai perso, sono 10 punti che hai perso. Classifica sono 3, ma ragazzi pesano in modo diverso. E chi capisce veramente di calcio te lo dirà. E quindi quando ci sono queste partite, tutte quelle partite che uno ha perso, ma è una coppetta, conviene uscire, sono tutte quelle esperienze che uno non ha fatto e che ti portano a delle prestazioni opache. Io accetto anche, diciamo, un quinto posto. La cosa importante è avere un percorso dove ogni anno aggiungo, per questo era molto bravo Amsi, una cosa, no? Imparo a fare una cosa in più, però iniziamo a entrare in questa logica di fare le cose, poi passiamo come il classico del popolo napoletano, no? Dall'esaltazione alla depressione, e questo non va più bene nello sport, nel senso emozionalmente ok, però da un punto di vista razionale dell'analisi delle partite dobbiamo essere invece più... Allora, come facevano, ecco, ripasso l'allenamento del tennis, no? Quest'anno dobbiamo migliorare la seconda di servizio. Nick Bollettieri così allenava Agassi, e c'erano degli obiettivi stagionali e l'ha portato a vincere, lui che non faceva serve volley, Wimbledon. Ecco, noi dobbiamo fare quel tipo di discorso, e voi che siete bravi da Valerio dovete entrare in questa cultura sportiva da non seguire i chiacchieroni venditori di fumo dello scudetto e apprezzare, dice, vedi, quest'anno il Napoli è migliorato moltissimo nell'uscita con la palla anche sotto peso. Quest'anno il Napoli è migliorato moltissimo perché prima i calci da fermo erano persi, poi il Barcellona quest'anno facciamo gol, non perdiamo palla, non prendiamo contropiedi, cioè, poi in base alla stagione, cioè non solo apprezzare, studiare e valutare i miglioramenti settoriali delle cose, però ci devono essere, lì non li decido né io, né Valerio, né Angela, né Fabio, né Rita, però noi dovremmo entrare in un'ottica sportiva, calcistica, di analisi, dal mio punto di vista è solo un consiglio, Valerio, non è che dopo forza così, e invece abbiamo sempre inseguito il massimo, e che poi diventa anche molto triste, perché capisco, a me piange sempre il cuore per i Leonardo, per i Mario, perché immaginano i ragazzini che poi insultano, siete perdenti, hanno diritto questi ragazzi di vincere qualche cosa, io lo dico per loro, no? Però noi che siamo più adulti e dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo pensare questo. Guardate che sembra adesso irraggiungibile, per esempio, lo scudetto, ma se uno avesse fatto questo percorso negli anni, l'avresti bello che ottenuto. E invece ripartiamo sempre da zero, no? Abbiamo demodizzato Gattuso con i mali di tutto mondo, come se fosse l'unico responsabile. E scopriamo, infatti, come ha detto un amico bellino adesso, che non sarà lui l'unico responsabile, perché poi faremo 81 punti, quindi andiamo in Champions, Valerio. Diciamo che facciamo 81 punti, un grandissimo giro di ritorno. In fondo sono 4 punti in più. Non è che Gattuso ci ha portato a disastri inenarrabili, no? Quindi, vedi, questo è dal mio parere, poi non conto niente io. Allora, Francesco ti chiede cosa ne pensi della collaborazione del Napoli di 2 anni fa con GCDS, brand di moda. È un settore su cui conviene investire? Si svilupperanno sempre di più accordi fra società sportive e brand?
Su queste cose De Laurentiis è molto, non posso proprio, sono fatti molto precisi delle sue operazioni, anche perché Napoli ha disdetto con un anno di anticipo il contratto allo sponsor tecnico delle magliette. Qua sono molto informato. Su altre cose umilmente e quindi lui è un po' un divago. Se vi ricordate, all'inizio della nostra esperienza esteriore a Napoli aveva anche delle collaborazioni con degli stilisti per cravatte, già. Tutto serve nella società, anche la maschera che ti accompagna al tuo posto come ha detto Stampa, come che c'è il foglio illustrativo della partita, tutto contribuisce, importante o nulla, a rendere una società, i social, vedete il video di Vinicio, grandissima cosa, oltre che emozionante e storico, rimarrà, è una cosa, ma perché non si fanno tante cose? Quindi io su queste cose sono d'accordo, cioè non ti portano punti, non lo puoi sapere perché è tutto un processo di crescita. È chiaro che uno stilista non va in campo, con una maglietta non va in campo, non prendiamoci in giro, però una maglietta può produrre, e tutto il mondo può produrre, oltre che fatturato e situazioni che ti portano a poterti permettere Quadrato che la Juve si è potuta guardare piuttosto di un altro, e la cosa cambia se tu dici io ce n'ho due di terzini forti, no? Quindi tutto no, però tu devi vincere, devi aumentare questo fatturato, però mi sembra che questo fatturato, lo ripeto sempre, il paltò di Napoleone di miseria e nobiltà, tale e quale, no? Come si aumenta questo fatturato? Allora, quest'anno, altro percorso, su che cosa dobbiamo migliorare? Dobbiamo migliorare sulla maglietta, sullo stadio. Lo stadio De Laurentiis non mi piace, vabbè, niente biglietto, dobbiamo migliorare su lo sponsor tecnico, sullo sponsor Lete, no, quest'anno vogliamo lo sponsor più importante, piccole cose, 5 qua, 5 sui diritti d'immagine, no? I diritti d'immagine che ti tieni tu, però a questo punto ottimizziamoli. Quindi io sono d'accordo su queste cose, soprattutto se poi vengono fatte con gusto ed eleganza. E non la maglia celebrativa, no, mi voglio censurare per educazione decente. I gusti sono gusti. Buonasera Guido, felice di vederti, aspettando la recensione di lista. Domani esce quella del Pasino, penso se ce la faccio giovedì, che so che è molto atteso, ho avuto un sacco di impegni in questo periodo. Io vi ho detto, io non sono uno YouTube, c'ho il Pasino, è una sorpresa per voi, perché l'ho presentato da vivo per i 50 anni, sarò bravissimo sul cinema perché non ti voglio togliere spazio al calcio, però siccome ormai c'è una parte di voi comuni che mi segue, ho detto mi sembra giusto che anche tutte le amiche belline, gli amici bellini che non erano presenti fisicamente in sala, che è il mio lavoro, io voglio portare le persone al cinema in sala, possono sentire le cose, degli aneddoti che ho raccontato sul Pasino. Batman è un film tanto atteso, l'ho visto là, lo sto perché lo devo smontare, bellissimo, non sono così le mie recensioni, bellissimo, no, quindi ci devo pensare, siccome poi parlo a braccio, ma Batman ci sarà, è una mia promessa, Batman ci sarà. La chiosa, Batman, il titolo è The Batman. La chiosa mia, che secondo me farà ridere gli amici belli, ragionate su una cosa in italiano, perché poi l'inglese e l'italiano io di questo vivo. Superman lo chiamiamo Superman, Batman lo chiamiamo Batman, quando in realtà è The Batman. Quindi perché? Questo semplicemente lascio questa domanda, questo quesito in evaso. Perché pronunciamo bene Superman, no? Man, e invece Batman è proprio Batman? Non lo so, non si potrà mai sapere. Sbagliamo un po' tutti, ormai diventa, hai fatto una bella osservazione, perché non diciamo Superman. Il mio regista preferito, un giorno vi racconterò perché nasce questo fatto tormentone, perché in realtà ne ho più di uno, si chiama Black Edwards, in realtà è Black Edwards perché le origini erano scozzesi, dai video americani si sente effettivamente, anche quando prende l'Oscar, la pronuncia è Black Edwards. È un problema per i nomi anglosassoni, perché teoricamente la E dovrebbe Black Edwards. Se parli con il 99% dei miei colleghi italiani, Black Edwards. Allora, quando io mi trovo con loro, mi guardano come se fossi un ignorante io sbagliare.
ed è la stessa cosa. Valerio ha fatto, però io devo sbagliare perché Black Edwards gli vuole troppo bene. Su The Batman, così è la stessa cosa, e adesso l'errore è diventato la non normalità e tu ti senti un po' idiota, come quando la gente sbaglia i congiuntivi e anche a te vengono i dubbi, mamma mia, ma l'ho detto male io, vai a casa a controllare, no, io l'ho detto bene, lui ha sbagliato il congiuntivo, e c'è questa contraddizione che Valerio dice bene. Tra l'altro Bob Kane, come si chiama? Sì, Kane, Bob Kane, il disegnatore di Batman, lui fece un'operazione proprio meschina più non posso, prese Superman che di un anno precedente a Batman, disegnò Superman di nero e fece Batman. Quindi Batman è semplicemente Superman ricalcato di nero e doveva essere l'opposto, così come Superman agisce di giorno e il Scout, no? Infatti ancora aveva l'articolo, i fumetti, no? Action Comics era all'inizio, poi uscì no, scusa, Action Comics, qua ho sbagliato io, era Superman. Detective Comics era la collana di The Batman e poi esce quella sua, però la primissima dove fu pubblicato per la prima volta era Detective Comics, perché non era un supereroe, era considerato nel genere poliziesco. Scusate questa dimensione, è colpa di Valerio che mi provoca. Colpa mia, seguite Guido Gentile piano sequenza per più di questi approfondimenti che veramente non trovate da nessuna parte. Signori, siamo alla fine. Io leggo questi ultimissimi messaggi, Guido. Proprio un attimo perché ci avevo fatto una promessa alla CAM. No, tu prendi le domande. Un foglio a quadretti. Con l'Hellas prevedo 23-24 minuti di tempo effettivo, grigissima. Tra l'altro con il Milan totale 50 minuti se non sbaglio, 24 e 25, 25 e 24, una cosa del genere. Si è giocato poco e quando si gioca poco il Napoli perde, non c'è dubbio. Per me non è che stiamo facendo abbiamo quasi mai fatte queste grandi partite a livello offensivo, però abbiamo nella testa forse ricordi di altri anni. Gianluigi, è pure possibile, il fatto uno non vuole essere risultatista, però quando tu fai 8 vittorie consecutive vedi anche una bellezza negli occhi che sono i tuoi alla fine, tu quando sei innamorato di una persona che magari non è bellissima, tu la vedi bella, non è una bellezza oggettiva, però per te è bello e quindi a volte succede anche questo nel calcio, anche quando non si vuole essere legati al risultato. Ma perché Ghulam non può giocare? Perché Sara? Guido lo sa, perché è un portachiavi. Bello proprio i fumetti originali. Sì, quando tu hai detto oggi non sarà questa la sera dove suonerà male, io ti ho citato la pagina, poi sono andato a prendere, ha detto sarebbe una buona morte, non è questa. Evidentemente abbiamo visto anche tutte le partite quando ha giocato, che noi eravamo in pochissimi sul roster, no? Tra i titolari, siamo ritornati a 23, no? 23 convocati. Ieri i minuti effettivi sono stati 24, 29, 25 e 16 su 99 minuti di gioco, visto che me l'avete chiesto subito, ho aperto il file. Sì, col Verona mi stupirei se ci fosse una grande, a meno che poi la partita si sviluppa molto bene. Ghulam noi non possiamo che volergli non bene, di più, veramente come a uno di famiglia. Nella vita un 5-6% è fortuna, 5-6% è sfortuna, il resto ce lo metti tu, come mi ha insegnato mia nonna, il lavoro di tutti i giorni. Però poi ci sono veramente delle persone che hanno eventi sfortunatissimi, cioè non meritava questa carriera quel ragazzo, tutti quegli infortuni così ravvicinati in un anno e mezzo, 2 anni. Evidentemente la società non ci crede, evidentemente non è in forma, sono tante cose, diciamo sempre le stesse cose, però se Ghulam non gioca mai, a questo punto lo dobbiamo. Sì, ma ha giocato quelle partite a retto, eravamo 13 ragazzi, si doveva giocare per forza, però mi piange veramente il cuore perché io non sono stato un campione manco lontanamente, non mi sono fatto male troppo presto, ma so che significa, cioè io mi ricordo quando mi sono fatto male ho rigettato la cosa che amavo di più al mondo. Io giocavo a pallone
pure nel mio liceo classico, cioè, portavamo il pallone, andavamo nell'aula del tribunale, c'è un liceo severissimo, una preside severissima, per dirvi l'ossessione di questo pallone, sempre, sospensione che ci siamo presi. Ormai credo che sia protetto dalla prescrizione, un reato di giocare a pallone nell'aula del tribunale di un liceo classico. Però non volevo proprio più vedere un campo di pallone, tanto la sofferenza, no? Quindi posso immaginare che significa per lui sì, top player, altro che Di Lorenzo, un giocatore così bravo, così forte, così amato dai compagni, così amato dal pubblico, così aver subito questa sfortuna. Nel suo caso anche perché se ne fotte dei soldi, sì che viene pagato, ma meritava di vincere trofei, meritava di farci sognare con quel sinistro, quei ogni tanto pure lui la sparava tra la parte e parte del campo, perché lui le punizioni, però quando le imbroccava erano cavoli, cioè poi quando c'è 1 su 5 l'imbrocca, quell'uno è tanta roba. Guido, ti chiedo di salutarci con la domanda delle domande, magari puoi fare una risposta di 10 minuti o di 1 minuto, non lo so. Passano gli anni e gli allenatori, ma il Napoli pare si blocchi sempre nei momenti dove è la società che costruisce la mentalità e va tutto a scalare, ragazzi. No, qua sono fortunatamente, rispetto ai miei lunghissimi monologhi, sono rapido, anche perché abbiamo avuto 2 allenatori che hanno vinto Champions League e Coppa del Mondo, più di uno. Benitez ha vinto anche 2 Europa League, quindi perdente. È chiaro che vincere nel PSG, Real Madrid è una cosa, però non è che sono 2 scapocchioni. Spalletti non arriva nelle Champions League, lui che praticamente negli ultimi 8-10 campionati è sempre arrivato con qualunque squadra, Udinese, Roma, l'Inter distrutta, l'Inter che aveva lui non era l'Inter di adesso, se l'è ricostruito, e quindi diranno non è buono, è cotto, è una società che è arrivata al massimo di quello che può fare. Forse può darsi pure che non lo vuole fare, ecco, io qua non sono la società. Una cosa che però nessuno mi toglie dalla testa: avere 2 squadre per la Filmaulo è un lusso che secondo me è difficile mantenere. Quest'anno il Bari andrà, Rita, fai tutti gli scongiuri del caso in Serie B, ma gli manca veramente poco, e quindi l'anno prossimo il Napoli è smantellato, cioè il Napoli lo stiamo smantellando e io sono molto preoccupato per il finale di stagione. Cioè, tu dimmi perché dovevamo vincere lo scudetto, cioè, hai mai visto una squadra che vince lo scudetto che a dicembre dà via un giocatore prima di gennaio e che dà via il suo capitano? Va bene, non è un campione, è che c'ha 5 giocatori che già non verranno confermati, tra cui Mertens, Gulam, Malquit, Lo Spina, no? Nella storia non l'ho mai visto, quindi significa che non hai nel progetto quello di vincere lo scudetto, cioè che stavano crollando degli altri e ti sei trovato lì. Però ti sei trovato lì e la zampata non ce l'hai, ma non ce l'hai perché una società che vuole vincere sicuramente non è in quello l'anno che dà via il capitano, lì. Tutto parte dalla società. Anche nei passaggi di testimoni della società, perché qualcuno dice però c'è stato questo passaggio da sì, ma e noi purtroppo il passaggio di testimone era da una società fallimentare a una rinascita, no? Quindi già l'eredità, da lì dobbiamo dire, la De Laurentiis non era un'eredità vincente. Obiettivo raggiunto, quindi. Non posso aggiungere altro. Ringrazio infinitamente come sempre il nostro Gentile. Niente malumore, niente violenza verbale, niente anche tra stessi tifosi, a noi e noi. Lo so che mi permetto, oggi rischio di fare il paternalista, che è una cosa odiosa, mi rendo conto e mi scuso, però questo è il momento di almeno avere l'orgoglio morale, di una superiorità morale che ci ha sempre contraddistinto, no? Di eleganza nel linguaggio, nell'analisi, che stiamo perdendo. E io questo lo vorrei. Dice, perdenti, 37 anni, avete visto? Che me ne frega? Cioè io ho l'ironia, ho cultura, ho simpatia, ho spirito di aggregazione, quindi dice, il perdente.
Siate orgogliosi di questo, e non fatevi prendere dal tranello, dalla trappola della volgarità che sta accompagnando il calcio. Mi scuso per questa paternale, ma ci tengo molto. Ecco, anche da questo bisogna ritornare a quell'orgoglio partenopeo che ci ha reso grandi. Intanto una buona base, poi se vinceremo intanto ce l'avremo lo stesso questa cosa qui, però non perdiamolo. Poi fate quello che volete dei miei pareri. Ho detto, salutiamo i tabaccai, quella è la cosa importante, i tabaccai. Esattamente. E ve lo dice uno che non fuma. Per chi non ha capito, non ho nulla contro i tabaccai, vendono anche le marche da Ball e per le fatture, quindi sia chiaro, non è una frecciatina, però è più ampia questo. Un abbraccio a tutti quanti voi, scusate la lungaggine. Guido Gentile nella sua straordinaria. Non disuniamoci assolutamente, amici Bellini, siete straordinari come sempre. Ringrazio tutti i moderatori, ascoltate il consiglio di Guido. Questa è una cosa che io mi sento, vedi, tengo Francesco Fucci qua tra tutti gli amici abbonati che mi aiutano e mi supportano, versatile moderatori, ma gli abbonati in particolare. È un gruppo, quello del gruppo degli abbonati, vivo, vivace, sempre caldo, e abbiamo delle personalità forti tutti, è chiaro, ed è in queste personalità molto spesso possono avvenire non delle incomprensioni, ma degli scambi verbali che poi possono anche trascendere quella che è l'analisi della partita e arrivare a chi si tu e chi son chi, e questo per me poi diventa molto più triste rispetto a perdere una partita col Milan, perché me ne frega poco, perché alla fine non sono io il responsabile, mentre mi sento responsabile del gruppo, della community, di quelli che mi supportano, eccetera eccetera. Se ho fatto un percorso e ho scelto un percorso comunicativo che non è quello di sì, io faccio questo al massimo, ma non spacco niente, sono le bollette che sopra così, ma un percorso comunicativo che deve limitare per quanto possibile le parolacce, evitare di essere assertivi, evitare questa cosa qua. Ma quando è che avete cominciato ad essere così deludenti? Perché siete così assertivi? Per evitare questo non dobbiamo essere trancianti, la prudenza, l'equilibrio, anche quando si vince, dove abbiamo fatto male, quando si perde, però c'è qualcosa di buono. Questa per me è più importante di qualsiasi Spalletti out, Gattuso out, eccetera eccetera. Vi voglio bene. Bravo Sergio che ci ricorda sempre l'Ucraina. Un altro amico ci ricordava la festa delle donne, per chi ci crede, perché c'è anche gente che dice quando mai, tutti i giorni la festa delle donne è una stupidaggine. Per esempio mia madre non avrà gli auguri, ma lo avrà solo alla festa della mamma, perché come donna a lei non piace questa cosa. Da New York, Valerio Fluido è tutto, alla prossima, presto, in qualche modo, se voi seguite, altrimenti sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net, e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati Bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema